Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Sveglia Trieste. Ospiti di oggi sono Francesco Bussani del Partito Democratico, consigliere a Muggia, e Mirko Martini di Idea Giuliana, consigliere comunale a Trieste. Se volete parlare con loro potete farlo chiamandoci alla diretta oppure scrivendoci una mail. La stessa cosa potete fare naturalmente per fare le vostre segnalazioni. Avremo la nostra rassegna stampa, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Oggi è una giornata in cui il tempo dovrebbe cambiare, così come annunciato dall'Osmer ARPA regionale. Allora andiamo a vedere la pagina. Oggi tra giovedì e venerdì alcuni fronti interesseranno la regione, con correnti umide sud-occidentali che determineranno una situazione di marcata instabilità atmosferica. Quindi oggi giovedì 14 maggio, cielo da nuvoloso a coperto, saranno probabili rovesci e temporali più frequenti dal pomeriggio. I temporali potranno essere forti, specie tra il pomeriggio e la sera, con maggiore probabilità tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura udinese. Sono attese piogge in genere abbondanti, anche intense su Alpi, Prealpi e relativa pedemontana, quota neve sui 1500 metri circa, in calo in serata. Sulla costa soffierà vento da moderato a sostenuto proveniente da sud. E allora andiamo a vedere il quadro meteo di domani, venerdì 15. Nella notte residui rovesci e temporali, al mattino cielo nuvoloso con qualche rovescio localizzato, nel pomeriggio coperto con rovesci e temporali più diffusi. Sono attese piogge moderate a ovest, abbondanti a est, anche intense sulle Prealpi Giulie, quota neve a 1300-1600 metri, sulla costa soffierà ancora vento moderato da sud. Il quadro di sabato 16 maggio, cielo in prevalenza nuvoloso con nuvolosità più consistente sulla fascia orientale. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi durante il corso della giornata, precipitazioni moderate a est, abbondanti a ovest, quota neve attorno a 1300-1500 metri, soffierà vento moderato da nord in quota, quindi cambia la direzione del vento. Allora diamo ancora uno sguardo rapidamente alla giornata di domenica. Dovrebbe migliorare il quadro, lo vediamo qui, tempo più stabile, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, variabile per cumuli pomeridiani invece sulla zona montana. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi. Andiamo a cominciare con Il Piccolo in questa sua nuova veste. Allora, il titolo principale è Il turismo cambia meta, Croazia, ormeggi più cari. Questa è l'analisi che troviamo oggi in prima pagina. Guerre e caro carburante condizionano le ferie, anche in Friuli Venezia Giulia prenotazioni giù per viaggi lunghi. Piace il corto raggio, ma in Istria e in Dalmazia prezzi folli. La voglia di vacanza c'è ancora, ma è difficile capire come orientarsi in questi tempi. Le guerre del Medio Oriente incidono sulle scelte dei villeggianti del Friuli Venezia Giulia e l'ha fatto anche l'allarme sulla scarsità di carburante per gli aerei. Giù le prenotazioni per l'estate, confermano le agenzie di viaggio, ma alle ferie non si rinuncia, piuttosto si cambia meta e abitudini. Allora si va ai viaggi di prossimità, quelli da fare anche in auto, che sono i più in crescita, ma non sempre la vacanza a corto raggio è agevole. In Croazia la corsa dei prezzi folle negli ultimi anni non rallenta, ci si mettono pure i marina. Le tariffe d'ormeggio aumentano fino all'11%. Vediamo Trieste Trasporti, riecco gli scudi del tram, ripartenza più vicina, autobus in 3 anni, più 30% di passeggeri. Qui vediamo la situazione del tram. Basket, Matjasic se ne va, ma forse lasciando la Serie A a Trieste. Quindi queste le ultime, andremo a vedere anche questo. Poi Magazzino 26, l'immaginario scientifico in festa per i suoi 40 anni. Ancora il piromane, ricorderete questa vicenda, i proprietari di 32 auto bruciate chiedono ora i danni. Piazza Libertà, controlli a tappeto tra gli immigrati di polizia e finanza. La grande crisi dell'Electrolux adesso spaventa pure l'indotto per quanto riguarda l'industria, e poi la multi-utility, trimestre di era, utili in crescita, Acegas APS Amga accelera sull'idrico. La trattativa tavolo start
tech, oggi al Ministero la buona notizia è che gli stipendi sono stati saldati. Vediamo anche le notizie dai Balcani, la prima volta di un'esercitazione congiunta tra NATO e Serbia, poi marcia indietro di Trump di fronte a Xi e dialogo bloccato dal terrore dell'inciucio e il commento. Il sondaggio: Fedriga primo tra i governatori, per il gradimento del nord-est è al top. Treni KO, ritardi di almeno un'ora sulla linea Trieste-Venezia, dal 19 al 24 maggio si annuncia un periodo difficile per tutti i pendolari e i viaggiatori in treno. Anche qui troviamo la notizia: spariti in Friuli, rintracciati la madre e i figli, stiamo bene, non cercateci. Vediamo la edizione di Gorizia Monfalcone, l'edizione isontina, anche qui l'approfondimento sul turismo, ma vediamo che si parla dell'aeroporto Duca d'Aosta, Cremonini Show, l'allestimento accelera, 10.000 posti auto a servizio del campovolo, gli operai allestiscono l'arena del concerto al campovolo di Gorizia, attesa per il 31 di maggio. Poi Sant'Anna a Gorizia, sempre 70 progetti per i quartieri da riqualificare, la mediateca, la moda dei DVD, 5.000 noleggi all'anno a Gorizia. Staranzano, Piazza Dante rimessa a nuovo, l'inaugurazione, poi a Monfalcone la festa del vino e del pesce all'edizione 69. Andiamo a vedere gli altri quotidiani, quelli nazionali, saltiamo naturalmente la pagina del Tempo, ecco qui il Corriere della Sera. Dunque, Meloni sfida su tasse e salari, la Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. L'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per famiglie e imprese. È una Giorgia Meloni d'attacco, quella del Premier Time al Senato. Il governo ha diminuito le tasse, dice: faccio la spesa e vivo il paese reale, la lite con Renzi e avanti con il nucleare. Il commento di Elly Schlein: è un governo rinchiuso nel palazzo. Inter, un altro trionfo, la 10ª Coppa Italia, la finale di Roma, Lazio KO, Milan, rottura tra Ibra e Allegri. Vediamo Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, il viaggio, tappeto rosso e bandierine. Vediamo ancora MPS, rimanga protagonista e tenga generali, parla Caltagirone, virus negativi, i primi esami sui casi sospetti isolati in Italia, i contagi e i controlli. Vediamo la Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, invece approfondisce questo aspetto Repubblica, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito, Renzi, siete come la famiglia Adams, Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle, famoso per la montatura degli occhiali alla Ivan Graziani, scrive Repubblica, dà voce a una sensazione che hanno avvertito un po' tutti, mi è sembrato che non avesse la solita cazzimma, così si è espresso il pur triestinissimo Patuanelli. Qui vediamo anche la visita di Kate a Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini, posa il suo sguardo su questo popolo che chiede selfie e carezze, porge i neonati alla principessa. Trump incontra Xi in missione con le big tech, i destini incrociati è il commento. Poi il caso, negativi i sospetti, ma l'antivirus preoccupa i medici e anche qui l'Inter domina la Lazio 2-0 e fa doppietta con la Coppa. La Stampa, Trump Xi, vertice con i miliardari, Donald in Cina accompagnato dai 17 big dell'economia, l'apertura di Pechino, pronti a collaborare, ad accogliere il tycoon all'aeroporto non c'è il presidente ma il vice, la paura di Taiwan, noi agnelli sacrificali. Vediamo ancora il mondo cambia, Europa alla finestra, il commento di Salvatore Rossi, poi medici di guerra, le promesse tradite, Meloni, tasse ridotte, il PD sta in una bolla, se il PIL aumenta solo con i bonus, invece il corredo del commento insomma, di Veronica De Romanis. Il giallo di Garlasco, condanna di Stasi, un paradosso, Nordio e le leggi riscritte à la carte. Eravamo ragazzini, inizia la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, Carrera e Carofiglio raccontano la scommessa della loro vita. Andiamo
andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Grazie a Minetti, per curare il bimbo bastava il permesso. Pavarin, ex presidente del Tribunale di sorveglianza, parla al Fatto. Vediamo anche le solite scuse: in colpa il conflitto eppure il super bonus, a me mi ha rovinato la guerra, titola così insomma sulla Premier Time di ieri al Senato di Giorgia Meloni. Vediamo Il Giornale, la sfida Trump-Xi, dal tech all'Iran, il presidente USA in Cina, fra dialogo e nodo dazi. La strategia: fare interessi per evitare nuove tensioni, e sul tavolo c'è pure Taiwan. Bambini, selfie e sorrisi, Kate incanta il paese, anche qui la principessa nella sua visita in Italia. Meloni, via alla fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. Dalla Premier stilettata a Conte sui danni del super bonus, poi rilancia sul nucleare. Virus negativi 6 casi, l'allerta finirà a giugno, il caso hantavirus. L'inchiesta su Garlasco invece, i 21 indizi contro Sempio, era risentito per Chiara. Allora andiamo ancora avanti. Libero, la banda del buco, bancarottieri rossi, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure su lavoro e salari, richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate da loro nei conti. La frenata di Giorgetti su Riarmo, priorità a famiglie e imprese. Ecco l'amica di Macron che fece impazzire Brigitte, cosa c'era dietro? Il famoso schiaffo, una curiosità di gossip su Libero. La flottiglia pensa a un partito e fa tremare la sinistra, voti rubati al campo largo, e l'analisi di Libero. Ancora Il Sole 24 Ore, petrolio, offerta in caduta per le scorte di greggio, un calo a ritmo record, allarme dell'AIE per il blocco di Hormuz. Partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti PA. E poi commercio, Hormuz e Taiwan, Trump e Xi in cerca di una intesa. Questi alcuni dei titoli principali. Allora andiamo a rivedere il piccolo di Trieste, poi torneremo anche su quello isontino. Questa analisi sui viaggi in vista delle ferie, mete più vicine o voli verso ovest, le nuove vacanze. La guerra e il caro carburanti incidono sulla scelta di chi parte, riprese le prenotazioni ma in molti ritardano le conferme. Cambia anche lo scenario degli arrivi in Friuli Venezia Giulia. Qui ci sono le voci di alcuni dei principali operatori. Gli albergatori, bene grado, Lignano resta in attesa. Guerin, le prenotazioni sotto data aumentano, l'incertezza per il settore. Canzonieri, previsioni in generale positive. Primo piano ancora la stagione dei Marina in Croazia, sui listini AC, rincari fino a quota 11% per chi appunto ama questo tipo di vacanza in barca. Gli incrementi partono dal 4% e variano nelle singole strutture, sommandosi agli aumenti del 2025. Parla anche l'assessore al turismo Bini, l'analisi sul territorio, pronti voucher Turresta, che tanto successo insomma hanno avuto nella nostra regione. Qui vediamo uno scorcio della Marina ACI di Rovigno. Dal governo di Zagabria sono partiti più volte inviti a contenere i prezzi al galoppo in un settore che vale all'incirca il 20% del PIL del paese. L'attualità, bagarre in Senato con Meloni, l'abbiamo visto un po' in tutti i giornali, tensioni su tasse e super bonus, porte aperte al dialogo, ma la Premier risponde alle accuse e agli insulti, l'ironia di Renzi verso un governo che sembra più la famiglia Adams, ha detto. Calenda chiede una cabina di regia per affrontare le diverse crisi in corso. Anche qui le nomine, Freni rinuncia alla Consob, la partita si riapre. Ma andiamo rapidamente alle pagine, poi torneremo nell'attualità nazionale e internazionale, alle pagine della regione. Ecco qui attualità, i governatori più apprezzati. Fedriga sale al primo posto. Rilevazione SVG, uscito di scena Zaia che dominava le precedenti edizioni. Il presidente del Friuli Venezia Giulia aggiunge un altro punto e
completa la scalata partita dalla quinta casella nel 2019, subito dietro il Veneto Stefani. Lavoro che convince, ma conta anche il modo di fare, dice l'esperto, tra le ragioni appunto di questo successo nel sondaggio di Massimiliano Fedriga, il cui futuro politico però resta ancora incerto, non raccontato perlomeno. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Massimiliano Fedriga è il governatore più amato d'Italia e quanto emerso dal sondaggio SVG per conto dell'agenzia ANSA, in cui sono i due governatori del nord-est, Fedriga e Stefani, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Il primato di Massimiliano Fedriga, stando alle interviste dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, arriva con un riscontro di gradimento del 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud, al terzo il presidente della Calabria Roberto Chiuto con il 53, quarto Antonio De Caro della Puglia il 51, quinto Roberto Fico della Campania il 47. È un risultato che ci rende orgogliosi dopo 8 anni di governo della regione e che conferisce un importante slancio a quest'ultima fase della legislatura, ha dichiarato in una nota Fedriga, incoraggiandoci a proseguire con ancora maggiore determinazione nell'attuazione del programma, forti di un consenso così significativo espresso dai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Come negli sport di squadra, ha sottolineato ancora, nessuno vince da solo. Desidero quindi condividere l'esito di questo ultimo sondaggio con la Giunta, tutta la maggioranza, i collaboratori e i dipendenti della macchina amministrativa regionale. È altrettanto evidente come, a fronte di una popolarità del genere, il centrodestra dovrà interrogarsi sempre più seriamente sul futuro del 46enne leghista di fronte all'impossibilità di candidarlo per il terzo mandato alla guida della regione. Cosa ne uscirà? Un incarico ministeriale? La candidatura a sindaco di Trieste? O altro non ancora ipotizzato? Allora, torniamo sul giornale, andiamo a vedere ancora i casi di cronaca che hanno investito la nostra regione, in particolare questo che ha tenuto con il fiato sospeso per diversi giorni. Ritrovati la madre e i 2 figli, non torniamo, non cercateci. Scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati ieri dai carabinieri. Il rifugio al momento resta segreto, non si esclude che possa essere all'estero. La procura ora serve ascolto per ricomporre una situazione problematica. La cosa importante è che sono vivi, dice Yuri Groppi, il padre dei 2 adolescenti, ha accolto con sollievo la notizia del ritrovamento. Nei giorni scorsi aveva raggiunto il Friuli per seguire personalmente le ricerche insieme ai familiari. Decine di soccorritori tra boschi e montagne, telefoni spenti dal 21 aprile, quindi c'era grande preoccupazione. Fortunatamente stanno tutti bene. Gli inquirenti valutano la posizione della mamma, è stata aperta insomma un'inchiesta, il ritrovamento della donna e i 2 figli porta sollievo dopo settimane d'angoscia e l'inchiesta giudiziaria intanto resta aperta. La procura di Piacenza procede per l'ipotesi di sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La donna avrebbe manifestato il timore di essere individuata, ha chiesto di mantenere il riserbo. Sempre sul piccolo vediamo altri casi sempre che hanno a che fare con la nostra regione. L'altro giorno vi avevamo dato conto della chiusura ormai definitiva della pietra tombale messa sull'inchiesta su una bomber, anche l'inchiesta bis, ieri anche noi abbiamo intervistato l'ingegner Zornitta. Persi anni di vita, dice, una bomber lo strozzerei. L'ingegnere a lungo accusato di essere il bombarolo dice il mio futuro non c'è, è molto amaro. Noi poi rivedremo anche l'intervista all'ingegner Zornitta, ma ora sentiamo l'intervista al giornalista Marco Maisano, che con il suo lavoro aveva contribuito a far riaprire il caso e quindi a stimolare nuove indagini, nuove analisi, in particolare sul DNA trovato su alcuni reperti. Allora rivediamo insieme il servizio. È grande il rammarico, devo dire, mio, e penso di poter parlare anche a nome delle ragazze vittime appunto di una bomber che si sono impegnate assieme a me per chiedere la riapertura di queste indagini, Momesso e Girardi.
Con il suo lavoro, il podcast, la docuserie aveva riacceso i riflettori sul caso Una Bomber, stimolando la riapertura delle indagini da parte dell'ex procuratore capo di Trieste De Nicolo. Oggi il giornalista Marco Maisano esprime profondo rammarico per la definitiva archiviazione anche dell'inchiesta bis, dopo che la superperizia genetica non è riuscita a dare un nome e un volto a chi tra il 94 e il 2006 ha seminato il terrore nel nord-est Italia. Al di là del lavoro di questa inchiesta, lavoro enorme peraltro fatto da Lago e dalla dottoressa Pilli, si avvicinava la prescrizione, quindi insomma le speranze si andavano riducendo mano a mano che passavano i mesi, però che dire, ci si è provato, era giusto provarci secondo me, bene aveva fatto De Nicolo, l'ex procuratore capo di Trieste, a riaprire le indagini, però no, purtroppo no, adesso è ufficiale, non avremo un nome e non lo avremo mai. Mi spiace anche, questo lo dico sinceramente, anche per le persone che sono rimaste a lungo indagate, perché non è mai bello essere indagati. Di fatto la nuova indagine e i risultati delle analisi sul DNA hanno scagionato l'ingegnere Elvo Zornitta, per anni il principale sospettato di essere l'attentatore. Io ho sempre considerato Zornitta quella vittima in più in questa storia, perché è stato al centro di una vicenda che definire drammatica è poco, credo che anche la sua scelta di rinunciare alla prescrizione e volere invece una risposta da parte dei magistrati nel merito vada in questa direzione, mettere finalmente un punto a questa vicenda. Zornitta credo abbia pagato abbastanza la cattiveria di Una Bomber, insomma, di questa persona che purtroppo rimarrà per sempre senza un nome. E appunto abbiamo sentito anche nella nostra redazione del Veneto, il nostro direttore Luigi Bacialli ha intervistato proprio l'ingegner Zornitta, a lungo appunto sospettato, il principale sospettato di essere il vero Una Bomber del nord-est. Vediamo. Io voglio solo dimenticare, francamente non ne posso più e non posso neanche più ricordare tutto quello che è successo. Voglio effettivamente un po' di oblio. Lasciarsi tutto alle spalle dopo 22 lunghissimi anni sotto indagine con il sospetto di essere una bomber. Questo chiede nell'intervista rilasciata in diretta a Focus al direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli l'ingegnere di Azzano X Elvo Zornitta, oggi 69enne, commentando l'archiviazione dell'inchiesta bis sul bombarolo del Nord-Est disposta dal GUP di Trieste. Vicenda chiusa, ma quanto dolore. Come persona che non c'entrava niente in quello che è successo, mi sono trovato catapultato in una giostra di cui non avevo certamente controllo. E purtroppo devo dire che in questo senso i media giocano sempre un ruolo fondamentale. 22 anni sotto assedio, un'esistenza stravolta, dice, il peso di un processo giudiziario e mediatico insieme, e il pensiero va a quello che oggi accade a Garlasco. È un percorso che porta a una sfiducia, a una incapacità di reagire. Francamente non penso che nessuno possa meritare questo. Attentati che resteranno senza un colpevole, quelli di Una Bomber. Questa l'idea che Zornitta si è fatta di lui. Una persona che colpisce indifferentemente vecchi e bambini, che non ha ovviamente uno scopo, perché una persona con uno scopo come minimo lo dichiara. Secondo me è effettivamente una persona che ha qualche problema mentale. Poi che sia vivo o sia morto, questo certamente non lo so. Zornitta sta già procedendo per il risarcimento. Siamo per la causa risarcitoria, non tanto per le sofferenze che ho avuto, per le inchieste e così via, ma per la manomissione che è stata compiuta da quell'ispettore di polizia. Per questo siamo in Cassazione, che dovrà decidere. Ma come si sa, i processi in Cassazione sono abbastanza lenti. Il riferimento è alla manomissione con la quale il poliziotto mestrino Ezio Zernar è già stato condannato. Capitolo buio di una doppia inchiesta ora definitivamente conclusa. Sono contento che sia finita, ovviamente sto gioendo insieme ai miei familiari. Abbiamo fatto un'ottima cena questa sera e siamo rimasti tra di noi proprio perché vogliamo godercela questa giornata in pace.
Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città questa mattina. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, in realtà al momento il traffico è regolare, non abbiamo segnalazioni di problematiche in atto, anche la nottata per quanto riguarda noi è andata abbastanza bene, abbiamo avuto solo interventi di routine, nessun incidente rilevato, nulla di particolare da segnalarvi. Per la giornata odierna non sono previste aperture di nuovi cantieri, non abbiamo manifestazioni in programma, continuano semplicemente i lavori che sono già in atto, quindi la chiusura della Galleria Carso, la via Crispi e la via Pindemonte con il tratto di lavori e il doppio senso di circolazione soprattutto per i perfrontisti. A tal proposito abbiamo avuto più segnalazioni anche nei giorni scorsi di problematiche dovute appunto all'accesso sulla via Crispi di persone che magari non hanno necessità di percorrerla, pertanto appunto evitare la via Crispi appunto visto che c'è questa strettoia, questo doppio senso di circolazione con i lavori in atto. Altre segnalazioni io non avrei da dirvi, speriamo che la giornata insomma proceda nel migliore dei modi. Bene, grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, allora noi andiamo avanti a leggere il giornale, restiamo in tema di circolazione in città perché parliamo dei bus con la pagina della cronaca di Trieste, in 3 anni più 30% di utenti e il comune incassa 5 milioni. Bilancio di Trieste Trasporti, nel 2025 fatturati 109 milioni, chiusa la causa con la regione per i contributi del CCNL. Parte della cifra pattuita confluirà nelle casse municipali. C'è tutta l'analisi anche delle multe dei traghetti, degli passeggeri appunto dei traghetti che crescono, si incentivano i tesserini, insomma tutta l'analisi riguardante Trieste Trasporti e c'è anche naturalmente il tram. Ritornano gli scudi, finiti i lavori all'obelisco. Di nuovo a casa i carri inviati in provincia di Chieti per la revisione periodica, completati gli interventi a Opicina e all'altezza del passaggio livello di Banne. Si procederà ora con i collaudi della tramvia, la ripartenza prevista per giugno. Qui vediamo uno dei carri scudo del tram e scorci della tramvia all'altezza proprio dell'obelisco e Banne. Manca ancora la manutenzione dei binari a livello di Campo Cologna e la segnaletica. Servizio idrico, scontro in aula, la politica non si tiri fuori, la partita sull'acqua, ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio, allora rivediamolo insieme. Come verrà gestito in futuro il sistema idrico a Trieste? Eliminata in partenza la possibilità di una società mista pubblico-privata, all'amministrazione comunale rimangono 2 opzioni, la gara europea o il conferimento in house. La prima è l'unica che potrebbe configurare il mantenimento del servizio in capo ad Acegas APS Amga, la strada maestra, insomma, quella della gara, anche dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro al nostro TG. La Regione non ha intenzione di gestire direttamente l'acqua, cosa diversa sarà verificare con il Comune che tipo di procedura di gara andranno a fare. La possibilità della scelta in house rimane però sul campo perché nello stesso centrodestra vi sarebbero posizioni differenziate fra Lega e Fratelli d'Italia. Il tema acqua è stato al centro del dibattito della Commissione Comunale Trasparenza presieduta dal consigliere Giovanni Barbo del PD, in cui il direttore generale del Comune Fabio Lorenzut, a fianco del sindaco, ha riferito come l'amministrazione non ha ritenuto di dover dare alcuna indicazione all'autorità sulla strada da intraprendere. L'Assemblea locale si esprime su una proposta che non deve essere fatta che da Ausir, quindi attendiamo la proposta di Ausir e poi ci esprimeremo, insomma. Penso di interpretare l'opinione del signor sindaco, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di gestione, non c'è una scelta predeterminata, vanno conosciuti tutti gli aspetti dei pro e dei contro
di una e dell'altra forma di gestione. Lorenzuta ha inoltre illustrato la questione della determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati sulla rete acqua, eventualmente da rimborsare ad Acegas in caso di subentro, evidenziando sul tema un'eventuale disponibilità della Regione ad anticipare tali costi che potrebbe cambiare significativamente il quadro complessivo. Il capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, ha dunque sottolineato come il Consiglio Comunale debba avere voce in capitolo sulla scelta. Chiaramente si sta un po' sul crinale tra la valutazione tecnica e quella politica, altrimenti non ci sarebbe una legge che prevede che sia il Comune, che è un ente di rappresentanza politica della cittadinanza di Trieste, in questo caso, ad esprimere un parere sulla proposta di Ausir. E dal mio punto di vista è una motivazione ben che rafforzata il fatto che il 98% dei comuni della regione abbiano, e a me viene da dire fortunatamente, ma questa è una valutazione mia, una gestione in house del servizio, e nel momento in cui l'ambito territoriale ottimale coincide con l'ambito regionale, visto che prima si parlava di soluzioni naturali, anche se in politica forse non c'è nulla di naturale, sarebbe dal mio punto di vista molto più coerente andare in quella direzione là. Una questione su cui, considerando che il sindaco di Piazza non ha dato indicazioni di merito, la politica non può chiamarsi fuori, ha sottolineato invece la consigliera Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, ricordando anche l'esito referendario sul tema dell'acqua pubblica. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste. Allora cominciamo con la nostra rassegna stampa e andiamo sul piccolo nella cronaca di Trieste. Vediamo che ieri c'è stato proprio in mattinata durante la nostra trasmissione un incidente in Barriera Vecchia, un SUV ha travolto una coppia di giovani, strada attraversata di colpo, l'automobilista dice guardavo i miei figli, sono passato con l'arancione e qui c'è tutta la scena appunto dell'incidente che abbiamo seguito anche noi in diretta proprio nella trasmissione di ieri. Allora rivediamo il nostro servizio. Largo Barriera alla confluenza con Corso Saba, come potete vedere alle mie spalle è in atto un intervento del 118 perché c'è stato un investimento, un doppio investimento. Un'autovettura ha centrato due persone, due giovani, entrambi i feriti sono coscienti e in questo momento il personale del 118 li sta assistendo sul posto, è molto probabile che poi saranno portati a Catinara. Logicamente, stante anche la zona dove si è svolto questo incidente, ci sono delle ripercussioni non di poco conto sul traffico, soprattutto sul traffico proveniente da Corso Saba. Così questa mattina in diretta dal luogo dell'incidente nel corso di Sveglia Trieste. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi, botte e contusioni per il ragazzo e la ragazza investiti in prossimità delle strisce pedonali. La preoccupazione era in particolare per la giovane sbalzata sull'asfalto per diversi metri nell'impatto con il SUV della Mercedes. Entrambi sono stati assistiti sul posto da personale del 118 e poi trasferiti a Catinara. Sotto shock invece il conducente sloveno alla guida dell'auto, così come il bambino che viaggiava sul sedile posteriore. Se le conseguenze sanitarie non hanno destato preoccupazione, altrettanto non si può dire per i riverberi sul traffico. Il sinistro in Corso Saba ha mandato in tilt la circolazione viaria per oltre un'ora, da Corso Italia alla galleria Sandrinelli, da via Carducci sino a piazza Goldoni. Situazione perdurata sino a poco prima delle 10, quando l'arteria è stata riaperta al termine dei rilievi. L'investimento, peraltro, ha avuto come teatro ancora una volta Largo Barriera, zona che sia sul versante in uscita che in entrata dal centro è stata più volte interessata da investimenti pedonali. Anche per questo fu installata sul fronte opposto dell'incidente odierno la segnaletica apposita per allertare i passanti sulla presenza delle corsie preferenziali. Andiamo ancora sul giornale, sempre per la cronaca. Ieri sera c'è stato un nuovo blitz in Piazza Libertà, controlli tra i migranti, una cinquantina gli identificati al termine della cena da Polizia e Finanza. Il cane della Guardia di Finanza perlustrato le aiuole alla ricerca di sostanze stupefacenti. Gli episodi di violenza di quest'ultimo periodo in Piazza Libertà, culminati con l'accoltellamento di venerdì pomeriggio, hanno spinto la Questura di Trieste ad adottare ulteriori
ulteriori misure. Ieri sera è stato attuato un dispositivo di sicurezza per certi versi inedito nella zona. I reparti mobili hanno identificato e perquisito tutti i migranti che si trovavano nella piazza in quel momento, un centinaio complessivamente. I presenti non si è registrato alcun tipo di tensione, ci fa sapere Giampaolo Sarti sul Piccolo. Il sigillo trecentesco alla patriota del DIN, non riconosco l'Italia, la partigiana di 102 anni premiata dal sindaco di Piazza. Dire che non c'è più la guerra è una stupidaggine, basta che nasca un po' di nervoso, basta che nasca uno un po' nervoso e siamo fritti, così si è espressa la partigiana e patriota del DIN premiata ieri dal sindaco di Piazza. Aggredì il capotreno, passeggero abusivo condannato, l'uomo senza biglietto si era chiuso in bagno per evitare il controllo, 6 mesi di carcere e indennizzo alla vittima. Ancora accusato di 32 roghi d'auto, le vittime chiedono i danni. Su circa 30 parti lese, la metà intende inserirsi nel processo a Marco Zaccaria. Quindi vediamo questa notizia, anche un arresto, una denuncia grazie al fiuto di Conan, il cane antidroga della municipale, decisivo per incastrare uno spacciatore e il suo complice. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio, rivediamolo insieme. Eroina, cocaina, hashish e marijuana. Ancora una volta il fiuto del cane Conan ha fatto centro. Nuovo sequestro di droga della polizia locale di Trieste. Nei guai 2 triestini. Nei giorni scorsi in via Marchesetti, nel rione di San Luigi, 2 uomini erano fermi a bordo strada intenti a scambiarsi qualcosa. I movimenti sospetti sono stati notati dagli agenti della polizia locale che si trovavano nelle vicinanze per un normale servizio di controllo del territorio. Dopo il monitoraggio a distanza della situazione è scattato l'intervento del pastore belga Conan. Gli operatori hanno bloccato i 2 individui prima che potessero allontanarsi. Uno è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente appena ricevute, poco più di 1 grammo di cocaina e alcuni grammi di marijuana. L'altro aveva con sé oltre 15 grammi di eroina. Entrambi sono stati accompagnati alla caserma di San Sebastiano. Il triestino che aveva ricevuto la droga è stato denunciato e lo stupefacente sequestrato. Poi il magistrato di turno ha disposto la perquisizione domiciliare nei confronti del presunto spacciatore. A casa dell'uomo gli agenti hanno trovato altri 50 grammi di hashish, oltre a della marijuana. Dunque è scattato l'arresto. Il soggetto è stato posto ai domiciliari. Allora, torniamo a leggere ancora una volta i giornali, andiamo a vedere le questioni di Muggia, poi ne parleremo anche con il nostro primo ospite che sarà, ve lo ricordo, Francesco Bussani, consigliere del Partito Democratico in comune proprio a Muggia. Muggia ha chiesto l'accesso agli atti sul raddoppio della galleria all'istanza del gruppo Alternative. Avremo la relazione del Politecnico, quindi il raddoppio della galleria cittadina di Muggia tiene ancora banco dopo il capogruppo Dem Francesco Bussani a commentare le parole del sindaco Polidori sulla possibilità di partire con i lavori a inizio 2027 sono anche Piero Metullio, portavoce del gruppo Alternative Galleria, e i consiglieri comunali di opposizione Roberta Tarlao della Civica Meio Muia e Sergio Filippi del Comitato Noghere. Metullio rimarca il fatto che il sindaco insiste ad affermare che il TAR della sentenza ha approvato il progetto, niente di più falso, dice appunto il consigliere, in quanto l'apprezzabile riduzione delle emissioni CO2 è in realtà il gioco delle 3 carte, ossia prendi da una parte e sposta dall'altra. Siamo in attesa di ricevere la relazione del Politecnico di Torino tramite accesso agli atti, quindi la questione fa ancora molto discutere, lo farà ancora a lungo presumibilmente. Ci spostiamo per un attimo a Dolina, i passaporti alle poste, partite subito le prenotazioni. San Dorligo della Valle fa da apripista, oggi tocca Muggia, poi sarà la volta di Sgonico e Duino Aurisina, quindi questa novità di richiedere il passaporto all'ufficio postale, una volta che lo stesso sarà emesso dalla questura, farselo recapitare a domicilio dal portalettere. Questa è la nuova possibilità della quale potranno beneficiare da oggi
residenti di San Dorligo della Valle, comune scelto da Poste Italiane quale primo centro dell'ex provincia di Trieste nel quale effettuare la sperimentazione del nuovo servizio. Viabilità sotto stress, torniamo a Muggia, per i lavori del Fugnan, tra sensi di marcia modificati e divieti di sosta e transito legati al nuovo lotto di lavori al torrente Fugnan, la viabilità di Muggia è sotto pressione. Attività storiche del Friuli Venezia Giulia, 11 le new entry, e poi al via la stagione balneare. Invece in Baia di Sistiana si parte dal parco Caravella, da domani aperta nella Baia di Sistiana la spiaggia della SRS con tutti i servizi. Confermate le tariffe della sosta per i residenti. A Castelreggio ombrelloni e sdraio da fine mese, gli altri stabilimenti dal 1° giugno anche a Porto Piccolo. Superstrada H4 chiusa da luglio, sindaci carsici già in allerta. Cosmina, così Fernetti diventerà un imbuto. Gabrovez, il rischio che il tir invadano le nostre strade. Coda di 3 km lungo il raccordo per un tir in fiamme, l'incendio ieri nei pressi di Duino, interdetta l'uscita dello svincolo durante l'intervento di soccorso. Vediamo anche l'immagine impressionante della colonna di fumo in fiamme del tir in fiamme sul raccordo, che era visibile, ecco, anche nelle nostre immagini che ci sono state inviate dai vigili del fuoco, era visibile anche da molto lontano. Fortunatamente l'incendio non ha coinvolto persone, se non appunto l'autista del tir, che però subito prima era riuscito a mettere in sicurezza anche il carico e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Lavori nelle gallerie Carso e Montedoro, l'abbiamo sentito già nel collegamento. Allora, da domenica sulla RA14 lungo il raccordo autostradale RA14 della A4 Sistiana-Raboiese proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di drenaggio antincendio nelle gallerie Carso e Montedoro per consentire l'esecuzione delle attività dalle 7 di domenica alle 18 del 21 giugno. Sarà chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia nel tratto compreso tra il chilometro 34,3 e il 34, quindi queste le novità, insomma, per le chiusure delle gallerie per i lavori. Allora, torniamo a un'altra notizia, sempre nelle pagine della cronaca di Trieste. Casa Marenzi apre le porte all'invecchiamento attivo. Inaugurata la struttura in via dell'Istria, un nuovo centro di aggregazione pensato per gli over 65. Rivediamo insieme il nostro servizio. 2, 1, Casa Marenzi, via dell'Istria 102, inaugurato lo spazio dedicato alle persone anziane over 65. L'abbiamo ristrutturata sia la parte esterna che anche questo meraviglioso giardino, e ovviamente l'abbiamo anche riorganizzata per dare alle nostre persone anziane sempre più attività. Faremo veramente tantissime attività, dallo yoga alla musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io. Tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione. È in questo contesto che il Servizio Sociale Comunale ha scelto di agire in modo attivo, aprendo uno spazio che punta a intercettare la solitudine prima che diventi isolamento e rallentare il processo di non autosufficienza, agendo sulla qualità delle relazioni e del benessere quotidiano. Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più, e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine, e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia, e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme. Devo dire che le tante occasioni in cui io sono stato qui a pranzare con le persone anziane sono davvero felici di questo, e quindi desidero che siano sempre di più coloro i quali possono beneficiare di questi momenti insieme. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, l'accesso è libero e diretto e può avvenire anche tramite segnalazione del servizio sociale comunale. Chiunque può entrare per partecipare alle attività o semplicemente per chiedere informazioni.
Allora, andiamo ancora sul giornale, vediamo che c'è l'attualità naturalmente internazionale, questo viaggio in Cina del Presidente degli Stati Uniti, in Cina con 17 super CEO, l'idea del Board of Trade, Trump accompagnato dai leader delle principali aziende della Silicon Valley, timori di un asse anti-Unione Europea, Bruxelles apre a terza via. Vediamo anche la ritirata di Trump di fronte a Xi, il commento, poi invece ci spostiamo in Gran Bretagna, Starmer punta tutto sul discorso di Re Carlo, ma nel Labour è guerra. Il ministro della Salute Wes Streeting pronto a lanciare la sfida al Premier. Ieri tra i due c'è stato un gelido incontro durato appena 15 minuti. Nel programma il riavvicinamento all'Unione Europea e la conferma del sostegno a Kiev. Schiaffo di Brigitte Macron a causa di un'attrice iraniana, questo è svelato appunto, l'abbiamo già visto su altri quotidiani. Politico filippino si barrica in Senato per evitare l'arresto. Il Vaticano ai lefebvriani, se ordinate vescovi e scisma, e ancora bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In Emilia per studiare il metodo educativo reggiano risponde in italiano a un bimbo che le chiede se tornerà, e qui la vediamo al centro internazionale Loris Malaguzzi appunto in questo incontro istituzionale. La pagina dei Balcani, Serbia e NATO, la prima volta di un'esercitazione congiunta, circa 600 i militari coinvolti arrivano nel paese balcanico dalla Romania. Ancora Bosnia in bilico la carica di alto rappresentante, l'abbiamo visto ieri. Electrolux, la crisi spaventa anche l'indotto, lunedì si riunirà un primo tavolo con le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. I tagli annunciati mettono a rischio decine di aziende del territorio, anche se negli ultimi anni il gruppo si era già rivolto a fornitori cinesi. C'è comunque il problema dell'indotto. In fabbrica anche legami di famiglia, speravamo in un futuro sicuro. Le storie, la memoria, Domenico Modulo era progettista, aveva conquistato la fiducia di Zanussi, i ricordi del figlio. L'Europa cambi strada oppure ci faremo male? L'analisi di Francesco Casoli, proprietario del gruppo Elica di Fabriano. Ancora vediamo il sindaco di Porcia, figlio di operai, sta organizzando un incontro con gli amministratori. I Wallenberg e il Nord-Est, la dinastia che da Stoccolma decide il destino di Electrolux, un impero svedese da oltre 102 miliardi che governa pezzi strategici. Da Stoccolma controlla anche gruppi come Wärtsilä, Nasdaq, AstraZeneca e ora scarica sul manifatturiero italiano il costo della loro ascesa. Questa è la scheda insomma, che trovate oggi, l'analisi sul piccolo. Sono 1,5 miliardi, 1,5 miliardi di euro sono i dividendi annuali provenienti dalle diverse partecipate del gruppo svedese. Vediamo ancora i governatori più apprezzati, l'abbiamo visto prima, ma restiamo nella pagina sindacale invece, perché ieri tornando a Trieste ci siamo occupati anche di un allarme sindacale lanciato da CGIL e UGL per quanto riguarda i lavoratori dei servizi educativi del comune. Allora rivediamo insieme il servizio. Lavoratori dei servizi educativi del comune in stato d'agitazione. A proclamarlo le sigle FPCGL e UGL dopo la riunione di lunedì scorso con la dirigenza dell'ente, nella quale sono emerse alcune contestate decisioni che, spiegano i rappresentanti sindacali, sviliscono la qualità pedagogica e ignorano il carico di lavoro del personale, a cominciare dal frequente e ormai strutturale sforamento del rapporto numerico tra educatori e bambini. Il personale è sotto pressione. Continua questo stato di emergenza, lavorare in uno stato di emergenza continuo, rapporti numerici chiaramente che non vengono rispettati o rispettati a malapena, con un personale sofferente, c'è un grosso problema di personale supplente, anche delle graduatorie. C'è poi la questione della proposta avanzata dal Comune di anticipare l'apertura di nidi e materne di circa 2 settimane rispetto al calendario regionale. Lo stato d'agitazione nasce da un incontro di qualche giorno fa con l'amministrazione, dove l'amministrazione dichiara che per volontà politica vorrebbero far iniziare prima le scuole dell'infanzia. Ovviamente questo ha turbato un po' tutti, perché diciamo che anche educatori ed insegnanti
hanno delle famiglie. Alla cronica carenza di personale si aggiunge la classica goccia che, a detta dei sindacati, ha fatto traboccare il vaso: la gestione della formazione, quello che viene definito un pasticcio organizzativo per le ferie estive del personale dei ricreatori, ovvero la riduzione dal 40 al 30% dei lavoratori che possono prenderle, comunicata però soltanto l'altro ieri a piano ferie già presentato a fine marzo. Comporta uno stress ulteriore a questo personale che ovviamente direttamente va in qualche modo a incidere sulla qualità educativa. Andiamo ancora alla cronaca nazionale. Allora si parla dell'attualità del delitto di Garlasco, Nordio all'attacco sul verdetto su Stasi. Il Guardasigilli definisce la situazione un paradosso e afferma che la legislazione andrebbe modificata. I legali dei Poggi non fu rilettura, emersero nuove prove. 21 elementi portano a Sempio, secondo i PM. Come si può condannare uno assolto 2 volte dalla Corte d'Assise? Si è domandato il ministro. Attualità, negativi i test dei 4 in quarantena. Si parla dell'antivirus. Il ministro Schillaci: abbiamo agito tempestivamente, i medici lanciano l'allarme in caso di nuova pandemia, il sistema non reggerebbe una situazione del genere. Come tutelarsi dall'antivirus? Dal ministero tutte le misure per evitare il diffondersi del virus. Questi i provvedimenti. Ancora allarme gastroenterite invece in crociera, 1700 isolati, c'è una vittima, un uomo di 92 anni è deceduto a bordo, sintomi di norovirus per circa 50 persone, questo sulla nave da crociera Ambition attraccata a Bordeaux, mentre il diario sulla Hondius, dove è scoppiato il focolaio di antivirus, un relitto alla deriva. Uno scienziato ha raccontato sul New Yorker l'odissea vissuta per l'antivirus. Vediamo la regione, qui si torna appunto sulla questione di Elvo Zornitta, persi anni di vita, una bomber lo strozzerei, ma c'è anche il caso del ex poliziotto Gugliotta morto suicida. Bologna chiede gli atti, era legato appunto al Uno Bianca, la vicenda terribile della banda della Uno Bianca. Torniamo alla pagina della cultura e degli spettacoli per questa presentazione ieri di Quella maledetta banca. L'Armonia sbarca allo stabile Rossetti per la conclusione, insomma, della sua 41esima stagione. La Compagnia dei Giovani sarà martedì prossimo sul palco prestigioso del teatro con lo show in dialetto. Ieri l'iniziativa è stata presentata in municipio, presente il vice sindaco e assessore ai teatri Serena Tonella. Allora rivediamo insieme il servizio. Sarà una serata speciale ospitata dal Politeama Rossetti a chiudere la 41esima stagione del teatro in dialetto triestino dell'Armonia. Nella divertente commedia Quella maledetta banca si cimenterà la Compagnia dei Giovani nella serata di martedì 19 maggio, grazie al sostegno del Comune e di Banca Mediolanum, che da sponsor non ha avuto nulla da ridire, ma anzi ha apprezzato il titolo scelto. A me fa molto piacere che sempre più giovani si avvicinino alla conoscenza del dialetto, e grazie anche appunto a quello che le compagnie dell'Armonia fanno per avvicinare i giovani attraverso diciamo la pratica teatrale e l'adesione che già abbiamo visto rispetto allo spettacolo che martedì andrà in scena a Rossetti è una conferma di questo. La commedia di Agostino Tommasi per la regia di Roberto Eremo affronta in tono leggero e divertente ma non superficiale i temi del lavoro e delle catene gerarchiche ed è portata in scena dalla pluripremiata Compagnia dei Giovani. Martedì vedremo la Compagnia appunto dei Giovani che presenta questa commedia molto divertente, ma non solo, fa anche pensare. Innanzitutto un grazie anche al Comune e al Teatro Rossetti che per l'ennesima volta ci hanno aperto le porte, anzi ci hanno accolto con grande amicizia proprio. Per noi è un traguardo importante. È la chiusura della 41esima stagione e ci stiamo preparando per la 42esima e dunque ne vedremo delle belle anche il prossimo anno.
Allora, uno sguardo alla pagina sportiva, queste nuove ipotesi su il basket Trieste, più vicina all'opzione del trasloco a Roma, ma senza il titolo. Matjasic punta verso la capitale, ma lasciando la Serie A a Trieste, anche se l'incertezza si protrarrà sino al termine della post-season. La scommessa è trovare la sostenibilità economica senza i soldi americani degli Stati Uniti. La squadra prepara gara 1 e si rivede anche Sissoko. Taccetti lavora in vista della sfida con Brescia, il pivot in ripresa dopo l'infortunio potrebbe rientrare. Franza bomber assessore, Daniello persona giusta, l'ex Labardato vive nel suo Brasile, mi dispiace per l'Unione, vorrei tornare. Vediamo ancora la pagina della regione, Trieste-Venezia tra il 19 e il 24 maggio, fino a un'ora di ritardo sulle Frecce. Lavori sulla linea, bus sostitutivi, treni regionali soppressi, intercity deviati. Sarà davvero una settimana di passione per quanto riguarda il treno e soprattutto i pendolari, ma anche chi ha intenzione di prendere il treno semplicemente per viaggiare anche fuori regione. In Siela la guida del progetto PNRR per digitalizzare gli enti pubblici. Il programma da 7 milioni si chiama EDI-PAI e coinvolge anche 235 imprese. Rivediamo insieme il nostro servizio. Il progetto EDI-PAI, finanziato attraverso il PNRR con quasi 7 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Belgio, ha accompagnato per 2 anni enti pubblici, piccole e medie imprese, cooperative ed imprese sociali in una serie di processi di trasformazione digitale sostenibile ed inclusiva, generando ricadute concrete sui territori. Ed è stato oggetto di un incontro nella sede in SIE, il coordinatore dell'iniziativa, che quei risultati ha reso noti. Tutto il progetto è stato costruito proprio con l'obiettivo di creare qualcosa che resterà, quindi dare anche un senso a questi fondi PNRR che noi abbiamo usato proprio per gettare le basi di un ecosistema, delle fondamenta di qualcosa che possa poi continuare a svilupparsi nel futuro. Le attività sono state 1255, 526 per le pubbliche amministrazioni, 729 per le aziende, 421 i soggetti coinvolti, 186 pubbliche amministrazioni, 235 piccole e medie imprese e 344 percorsi che hanno consentito di testare soluzioni tecnologiche prima di investirvi in modo strutturale, 30 i servizi di consulenza specialistica e 408 i percorsi formativi, 3 le direttrici fondamentali attraverso le quali il progetto ha operato: digitalizzazione, sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni per città intelligenti ed economia sociale ed inclusione, promuovendo accessibilità digitale, tecnologie assistive e nuovi modelli di didattica. Abbiamo cercato di guardare anche la sostenibilità di tipo economico, perché questi progetti sono molto belli, ma poi nel corso del tempo normalmente significa che per tenerli in piedi banalmente devono essere pagati. Nel corso dell'incontro sono stati forniti esempi precisi dell'utilizzo del progetto. Uno di questi lo ha raccontato il sindaco di Porcia, Marco Sartini. Noi nel 2023 abbiamo aperto il primo sportello unico del Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini si relazionano con un unico ufficio e non girano più per la struttura, e da lì siamo partiti con questa idea che ha accolto in Sile, ha sviluppato, e quindi li devo ringraziare per la capacità, la competenza che hanno messo in campo per fornire un nuovo servizio di risponditore automatico che usa l'intelligenza artificiale e capisce il linguaggio semantico, cioè capisce le necessità del cittadino, capisce anche i bisogni e lo stato emotivo, perché a volte risponde anche con dispiacere o con apprezzamento ad alcune domande. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, fra poco sarà con noi Francesco Bussani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Muggia. Bentornati in diretta, 8:06 del mattino, diamo subito il buongiorno, ci ha raggiunto in studio Francesco Bussani, buongiorno, ben arrivato, grazie. Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Muggia. Allora, oggi tra l'altro per parlare, poi parleremo anche nuovamente della galleria, perché l'abbiamo appena visto nella rassegna stampa sul giornale, c'è anche oggi la famosa galleria, il raddoppio della galleria di Muggia, ma volevo parlare invece di un'iniziativa
che era nata anche un po' qui, no? nella nostra trasmissione, anche su sollecitazione di alcuni telespettatori, insomma se ne era parlato molto, e poi il consigliere è andato avanti e ha cominciato a così raccogliere le firme, no? Sulla linea 20 della Trieste Trasporti, che da Mugge viene prolungata in estate già dall'anno scorso per tutto il percorso, non fino alla stazione ma oltre fino a Barcola, no? E quindi questo crea grossi disagi, avevamo detto. Sì, in realtà appunto questo tema era già stato trattato l'altro anno, perché avevo presentato già l'altro anno una risoluzione in Consiglio Comunale ed ero venuto anche a parlarne poi qui in trasmissione. Avevo anche litigato un po' con una signora che mi contestava il fatto che invece la 20 fino a Barcola era un'ottima idea, però lei viveva in Piazza Foraggi, quindi con un'ottica un po' diversa. Comunque ecco, ho riproposto la stessa mozione e la stessa risoluzione all'ultimo Consiglio di aprile, è stata bocciata dalla maggioranza, si sono astenuti i due consiglieri Fogar e Di Lena, ma più per ripicca, perché non avevamo votato una mozione che aveva presentato Fogar, però così va, ognuno si assume le responsabilità delle proprie scelte. Per quel che riguarda me, a quel punto ho fatto questa iniziativa, ne ho dato notizia e, contrariamente a quanto avvenuto l'anno scorso, devo dire ho avuto molti riscontri, nel senso che sono stato contattato da tante persone, sia cittadini ma addirittura ex autisti o comunque persone legate a Trieste Trasporti, che mi hanno sollevato, del settore, insomma, esatto, che mi hanno detto che effettivamente la linea 20 prolungata fino a Barcola è un problema anche dal punto di vista lavorativo, legato ai turni, alle pause previste per legge, eccetera, eccetera. Quindi siamo messi sotto, abbiamo tirato su una raccolta firme in cui cosa chiediamo? Chiediamo innanzitutto che venga sospesa questa iniziativa della 20 fino a Barcola, perché è un tragitto troppo lungo, ci sono tante altre linee cittadine che coprono, perché in realtà questa linea perché è stata creata? Non per portare i mugesani a Barcola come dice il sindaco, perché pochi ragazzi hanno voglia di farsi un'ora in autobus, magari capiterà una volta ogni tanto, però non possono farla su base regolare. Anch'io quando ero ragazzo qualche volta andavo a Barcola al mare per andare insieme ai miei compagni di classe, però ci andavo col motorino ed era un viaggio della speranza, nel senso che è ben lungo. Alla luce di questo abbiamo fatto un ragionamento diverso e abbiamo visto qual è il problema di chi da Muggia deve andare a Trieste. Innanzitutto i tempi di percorrenza, perché per andare da Muggia a Trieste con la 20 attuale ci si mettono 50 minuti di media. Esiste l'alternativa che è la 20 Express. La 20 Express è una linea dedicata ai mugesani perché fa tutte le fermate previste sul percorso mugesano fino ad Aquilinea. Da Aquilinea in poi fa solo 5 fermate agli snodi principali dove va a connettersi, dove le persone possono connettersi con il resto della rete dei bus che copre il territorio triestino. E questo velocizza di molto. La 20 Express ci mette mezz'ora per andare da Muggia a Trieste. È un altro discorso, certo. E discorso analogo per quel che riguarda il trasporto marittimo. Il Delfino Verde è un servizio che ha un successo strepitoso, non solo per i turisti, come viene decantato, perché sembra che in questa città, in questa provincia, tutto debba essere tarato e debba ruotare intorno alle necessità dei turisti. Per il turismo. Io direi che i 200.000 abitanti di Trieste e i quasi 13.000 di Muggia forse meriterebbero più attenzione e i servizi andrebbero tarati sulle loro necessità, non su quelle di chi poi la nostra città la visita, che è sempre il benvenuto, però non dovrebbe essere la priorità nelle scelte di chi ci governa. E detto questo, il Delfino Verde, abbiamo letto anche, c'era il mese scorso, articoli, grandi proclami, che è un servizio che funziona, che ha sempre più successo,
gli utenti sono in costante aumento. Guardate, io sto in Porticciolo a Muggia e quotidianamente vedo decine e decine di ragazzi che vanno a prendere la prima corsa delle 7:15 perché consente di spostarsi da Muggia alle rive di Trieste in 25 minuti. Un servizio perfetto. Ottimo. Qual è il problema? Che soprattutto durante l'ora di pranzo ci sono dei buchi importanti per cui non c'è una continuità del servizio. Questo è anche legato indubitabilmente al discorso che facevo prima sulle pause che gli equipaggi per legge devono avere nel servizio che offrono. Però aumentare il numero di barche da mettere sul servizio e quindi aumentare anche gli equipaggi, creare nuovi posti di lavoro per un servizio che funziona, mi sembra una cosa di base. Quindi ecco che per il periodo estivo noi andiamo a dire perché non potenziare piuttosto il Delfino Verde e la Venti Express invece di questo servizio fino a Barcola, anche perché non dimentichiamoci che il trasporto pubblico è tarato sulle cittadine con un chilometraggio dedicato a ogni comune. Quindi per Muggia i chilometri della Venti prolungata fino a Barcola vanno a pesare e vengono tolti ad altre cose. A poco serve che il sindaco si spalmi sulle posizioni di Trieste Trasporti dicendo ci sono 70.000 chilometri in più, è stata potenziata la linea 7. Sì, è tutto vero, però quel che conta è il servizio che viene erogato ai cittadini. I cittadini sono soddisfatti di questo servizio? Per lo più no, ci sono ampi margini di miglioramento. Quindi avete pensato a questa petizione in cui racchiudete un po' tutto questo? Queste cose, non solo queste, chiediamo una revisione anche dei servizi che riguardano il comune di Muggia, perché tante volte ci troviamo con autobus che girano vuoti e altre fasce orarie assolutamente non coperte. Per esempio, altra cosa che chiediamo è il fatto che venga istituito il servizio della 49 anche nelle giornate festive. Per chi non lo sa, la 49 è l'autobus che collega Muggia a Catinara e quindi all'ospedale, che le domeniche e nelle giornate festive non c'è. Ecco, questo mi sembra un'assurdità, perché magari una persona che vuole andare a trovare un proprio caro che è ricoverato in ospedale, la domenica è costretta, già con gli orari festivi e quindi con tempistiche più lunghe, ad andare fino a Trieste, cercare un altro autobus che lo porti a Catinara, quando durante tutta la settimana c'è un collegamento diretto. Ripeto, una cittadina di 12.400 anime, sono noi numeri aggiornatissimi, credo possa richiedere di avere un servizio dignitoso anche nelle giornate festive. Aggiungo ancora una cosa che è importante, perché poi è la critica che c'è stata mossa immediatamente. Cosa cambia con la Venti fino a Barcola? È stato aumentato il numero di mezzi, le partenze sono le stesse, per cui non cambia niente. Non è vero. Innanzitutto perché andare da Trieste e da Muggia a Barcola, soprattutto nel periodo estivo, per quel che riguarda la parte costiera triestina, significa andare a mettersi dentro a un traffico che rallenta qualunque orario pianificato. E da qui anche il discorso delle pause degli autisti, che spesso sono costretti a saltarle per restare negli orari e anche per poter finire il proprio turno lavorativo all'orario a cui spetta, perché sennò andrebbero a togliere tempo alle famiglie e alla loro vita privata. Quindi già questo non funziona. Ma per quel che riguarda poi l'utenza muggesana, cosa accade? Questo me l'avevano già segnalato l'altro anno alcuni nostri concittadini, che le persone, soprattutto anziane, cosa fanno per rientrare a Muggia? Vanno alla stazione, sanno che lì c'è il capolinea, aspettano un attimo, trovano un posto a sedere e questo gli garantisce di farsi i 50 minuti, perché 50 minuti sono della Venti, da Trieste fino a Muggia, quantomeno seduti. Con la Venti prolungata fino a Barcola cosa accade? Che quando la Venti arriva in stazione è già piena di tutti gli utenti di quella che usano il servizio per spostarsi da Barcola a Trieste. Quindi questo servizio, che ne dica il nostro sindaco, non è un servizio fatto per i muggesani, per i giovani muggesani che vogliono andare a Barcola. Questo è un servizio richiesto dal Comune di Trieste per aumentare la
copertura del servizio per Barcola. Allora la stessa cosa si sarebbe potuta fare ad esempio con la 19, con la 21, tutte linee che hanno un percorso ben più breve della 20, oppure si sarebbe potuto potenziare la 6, la linea 36 o creare un'ulteriore linea estiva che copra il percorso dal Trieste centro fino a Barcola. Io ripeto, con una 20 Express e un servizio Piazza Oberdan Barcola più frequente, un mugesano ci impiegherebbe meno tempo ad andare da Muggia a Barcola che non con la 20 attuale. Questo è il mio pensiero e queste sono le ragioni. Dico ancora una cosa, vi chiedo scusa, ma me le sono scritte, volevo citare i posti dove si può andare a firmare, perché li ho scritti perché ho paura di dimenticarmene qualcuno e poi fare una figuraccia. Per questa raccolta di firme per non prolungare appunto la linea 20 d'estate fino a Barcola. E non solo, e tutte le altre richieste relative alla 49, eccetera, eccetera. Quindi si potrà firmare questa raccolta presso l'Agriturismo Scheriani, presso il Bikers Café in piazza Muggia, presso la tratteria al Castello in salita alle Mura, presso la tabaccheria di Piazzale Curiel, quindi la tabaccheria della stazione, presso le pelletterie La Valigia di Corso Puccini, presso la Torrefazione San Paolo, sempre in Corso Puccini in centro a Muggia, presso il Pane Quotidiano in Porticciolo, sempre a Muggia, e presso la pescheria da Piero di Piazzale Curiel, presso il supermercato Tutto Pepe di via Battisti, presso la bottega degli animali di via D'Annunzio, presso la vineria al lavatoio di via Dante e presso la sede della SPI-CGIL di via Mazzini, che ringraziamo e che ha subito aderito. Esattamente. Io ringrazio tutti e ricordo a chi volesse far finta di dimenticarsene che questo è un problema che non ha colore politico, perché tutti i mugesani, indipendentemente dalla militanza o dall'appartenenza politica, si sono fatti i famosi 50 minuti quando andavano a scuola alle superiori. Quindi è un problema molto sentito e invito tutti ad andare a firmare, anche perché sul modulo abbiamo scelto in maniera consapevole di non mettere simboli di partito proprio perché crediamo che sia un problema della città. Grazie. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e al suo ospite Franco. Buongiorno Franco. Sì, in riferimento a quello che stava dicendo il suo ospite, volevo sapere se lui aveva sperimentato le 2 o 3 soluzioni che offriva in riferimento alle persone disabili o anziani, nel senso anche salire, scendere diversi autobus può creare problemi a degli anziani o dei disabili, soprattutto adesso che avete sponsorizzato da 1 anno e mezzo lo scivolo che portava in acqua i disabili, che ancora non avete messo la segnaletica, perché purtroppo non avete messo la segnaletica per sapere dove si trova e via. E poi i costi, cioè nel senso che per fare le tratte, quali sono i costi e se sono vantaggiosi? La ringrazio. Grazie Franco, buona giornata. Allora, dice il signor Franco appunto Allora, il problema degli anziani e dei disabili è una delle ragioni che ho citato in premessa, che porta a questa raccolta firme. Comunque i mezzi sono attrezzati per il trasporto di persone che appunto hanno questo tipo di necessità, e io dico che non si può avere linee dirette che portano ovunque, è meglio avere un servizio ben coordinato che magari vada a concentrarsi su alcune aree maggiori di snodo in cui poi si possa fare lo scambio della linea a cui si è interessati. Ma io credo, signor Franco, in generale, che un servizio pubblico non debba solo guardare a costi e ricavi, debba offrire un servizio per la comunità. Quindi anche se il servizio andasse in perdita, andrebbe supportato comunque, se è funzionale a togliere le macchine dalle strade e a favorire il trasporto pubblico. Viviamo in un'epoca in cui siamo
respiriamo schifezze a causa dello smog che invade le nostre città. Io credo che sia anche un investimento il fatto di offrire alla cittadinanza, alla comunità, un servizio pubblico che possa consentire a un cittadino di dire la macchina non la uso, anche senza parlare poi dei costi della benzina di questi tempi, sta diventando sempre più impegnativo per le famiglie utilizzare i mezzi propri. Ecco, se esistesse un servizio pubblico funzionale e veloce, più di qualcuno, me incluso, potrebbe optare per utilizzare gli autobus o il trasporto marittimo, ripeto, che è ancora più comodo. Ci andavano i miei nonni col vaporetto da Muggia a Trieste, perché era veloce, tanti, però c'è questo problema appunto del in riferimento allo scivolo per i disabili. È stata un'opera fortemente voluta e promossa poi dal nostro sindaco, da Polidori, e lo scivolo è uscito poco tempo fa anche l'articolo che sta per partire, verrà comunque posizionato nella spiaggetta di Porto San Rocco come accadeva già l'anno scorso. Ecco, però il signor Franco aveva chiesto anche al sindaco proprio di posizionare una segnaletica. Mi sembra una buona... che non è stata ancora messa, no? Diceva, quindi su magari questo torneremo alla potremo carica. sensibilizzare anche noi questo. il sindaco. Io non faccio parte della maggioranza, quindi non sto nella stanza dei bottoni, però ringrazio il Signore per la segnalazione e lo faremo presente, ma credo che insomma, se è stato detto pubblicamente anche al sindaco, ne terrà conto. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un vostro telespettatore. Dica pure. E guardo con molto interesse questa trasmissione. Allora, primo, vorrei complimentarmi con il consigliere Francesco per come ha esposto il problema per le petizioni per quanto riguarda il trasporto pubblico. Poi mi appello adesso alla vostra trasmissione perché io sono un disabile, si è parlato di disabili, si è parlato di fare qualcosa. Bene, io ho un problema, io e mia moglie siamo due disabili. Esiste un problema, ma anche folle per quanto riguarda il comune di Muggia, per le fermate dell'autobus del 20 e la 7, perché se lei viene dalla strada dell'Altaretto per andare a Muggia c'è la fermata per il Delfino, proprio davanti, ma se lei viene da Muggia verso la strada dell'Altaretto per andare giù non c'è la fermata per il Delfino, ma c'è la fermata sul Delfino a 400 metri oltre, perciò se io e mia moglie prendiamo il Delfino per andare a Trieste e torniamo e abbiamo bisogno dell'auto per prenderlo via al Delfino, come c'è la fermata di fronte, non lo possiamo prendere, dobbiamo fare 400 metri per andare a prendere. Allora, questa domanda è: a chi bisogna rivolgersi se è una trasmissione? Al consigliere Francesco, al sindaco? Io ho parlato con quelli dell'auto dei trasportatori, ma tutta carta morta. Insomma, io e mia moglie siamo disabili. Volete mandare qualcuno con le cineprese a far vedere che c'è la fermata verso Muggia davanti al Delfino? E guardate che la tabellata non esiste, arriva a 400 metri, punto. Il resto è tutto relativo, vi ringrazio. Grazie a lei, grazie del suggerimento non conoscevo insomma questa situazione. Un po' si riallaccia a quel che dicevo prima, cioè le cose andrebbero fatte coordinate. Esiste un servizio del Delfino Verde che ha un capolinea presso il molo, come si dice a Muggia, delle Illusioni, non mi viene il nome ufficiale, però fatto sta che sarebbe giusto che in prossimità di questo capolinea ci sia una fermata del bus, cioè nel senso non è una cosa così impossibile da dice fare. Il signore c'è verso Muggia ma non verso Esatto, cioè lui Lazzaretto. dice se io da casa mia voglio andare a prendere il Delfino Verde, prendo la 7, smonto davanti alla fermata del Delfino Verde e poi posso andare a Trieste. Quando avviene il contrario, cioè quindi rientro a Muggia, scendo dal Delfino Verde, però in prossimità
del capolinea del Delfino Verde non ho una fermata della linea 7, ma devo farmi 400 metri a piedi, se ho capito bene, per trovare la prima fermata utile della 7. per Però tornare a casa. Insomma, avrebbe un senso che se esiste un capolinea di un servizio marittimo, in quel punto ci siano le connessioni per entrambe le direzioni del servizio autobus. Insomma. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa Buccarella, buongiorno al suo gentile ospite, sono Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Già volevo intervenire ieri, o l'altro ieri, quando c'era il Lo Bianco, no? Il signor Lo Bianco, il quale ha detto una cosa che avrei voluto controbattere. Ha detto ha telefonato un utente di un centro di igiene mentale, ha detto sì, importante è ascoltare. Anche Lo Bianco ha detto importante è ascoltare. Ecco, la verità è che i nostri politici non ascoltano, perché oggi se dobbiamo fare un cambio di un autobus, di una linea, non dobbiamo chiederlo dobbiamo chiederlo agli autisti come funziona e dove sono le cose. Le spiego, faccio un esempio che possono capire tutti. In un ospedale, se devi cambiare le barelle, non puoi chiederlo al primario che non ha mai spinto una barella, devi chiederlo al barelliere, anche se il primario ha una laurea, 5 specialità, 8 congressi. Ecco, il barelliere avrà la terza media. Questa è la prima cosa che dovrebbero cominciare anche i nostri politici ad ascoltare la gente e a farsi vedere tra la gente. Muggia ha solo 13.000 abitanti. Questa è una fortuna, perché vuol dire che tu vai per città e puoi trovare il sindaco, l'assessore, di piazza, in giro per Trieste, non l'avevo mai visto. Va solo in certi posti e quando bisogna, per cui c'è un contatto più diretto. Dall'altra parte, sul fatto che sia stata fatta una prolunga di una ditta per venire, di una linea di autobus per venire incontro a Trieste, questo dobbiamo dire una cattiveria, sa come diceva Andreotti, a pensare male si sbaglia, però spesso ci si azzecca. Anche Trieste sta per fare un macello per uccidere i cinghiali, ma mi sembra che i cinghiali siano un problema di Muggia, non di Trieste, per cui una mano lava l'altra. Ecco, con questo non ho da dire altro. Grazie. Capito. Allora, mette in relazione insomma questo scambio, no? Questo scambio può avere molteplici chiavi di lettura. Vogliamo aggiungerci un po' di Pepe, uno che magari ha ambizioni politiche personali, che in qualche modo devono incontrare anche il piacere dei triestini e magari non si mette di traverso rispetto a scelte di cui beneficiano soprattutto i triestini. L'abbiamo visto col discorso dello stadio del campo sportivo della Triestina, lo vediamo in molti fattori. Per l'amor del cielo è assolutamente legittimo, però io come consigliere comunale di Muggia sono chiamato in qualche modo a proteggere e a portare avanti l'interesse dei miei concittadini che mi hanno votato. Cioè, se il servizio per Muggia può essere migliorato, perché non farlo? Oppure si dice no, la priorità ce l'ha Trieste, la priorità ce l'hanno i turisti rispetto ai cittadini, però va detto in maniera chiara. Vanno raccontate storielle, i ragazzi muggesani così potranno andare fino a Muggia, quando in realtà la 20 è usata quotidianamente soprattutto da lavoratori, da studenti, da persone che hanno bisogno di una connessione veloce, chiara e con tempistiche certe. Se no si raccontano storielle, però visto che insomma tutti i muggesani la 20 l'hanno utilizzata per un lungo periodo della propria vita, se non altro quello scolastico, ecco, casca un po' il palco rispetto a certe chiavi di lettura, per cui basterebbe dire la verità. Questo servizio è a favore dei triestini, punto. E nessuno a Muggia ha voluto mettersi di traverso rispetto a questa scelta. Ecco, nessuno ha voluto farlo, l'abbiamo fatto noi. Questa è la petizione che darà l'occasione ai muggesani di esprimersi. Per l'amor del cielo, io sono anche pronto ad accettare il fatto che questa cosa non la firmi nessuno. Mi sarò sbagliato, sarò stato contattato da poche sparute persone che hanno visto questo problema, lo accetterò e non è che ho la sfera di cristallo e credo di avere la verità in tasca, però mi è stato segnalato un problema, ho dato l'occasione ai miei concittadini di potersi esprimere su questo problema. Se vorranno farlo bene, se non vorranno farlo io lo accetterò e dirò
cerchiamo altre cose da portare avanti. Questa abbiamo scelto di farla, vediamo come andrà. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Boccarella, lei è suo gentile ospite. Buongiorno. Sono Maurizio. buongiorno. Senta, volevo fare una specie di complimento, ma non all'ospite, mi dispiace. Allora volevo dire qualcosa su Massimiliano Federiga, di cui anche ne avete parlato anche stamattina nel corso del vostro TG, del TG. Ecco, niente, io volevo dire questo, no? Come che anche l'altro ieri, e io ho chiamato in trasmissione, sono lo stesso Maurizio, no? Che diciamo per il caso di Catino Privitera si è sentito proprio Lo Bianco, che è il consigliere, l'assessore, insomma si diceva di tutte queste cose qua, dell'ascolto per le persone, e comunque del fatto che i servizi sanitari, anche di tipo, qualsiasi tipo, anche psichiatrico, devono intervenire da prima che succeda un disastro. Adesso io però, per tutte le cose che vedo, che ho modo di sondare personalmente, io dico che questo, diciamo, Massimiliano Federiga è un politico di primo ordine, al passo coi tempi, tanto che lo coronerei politico dell'anno per Friuli Venezia Giulia. Questo sento di dire, ringrazio a voi che cogliete sempre gli umori della città. Grazie Maurizio, buona giornata. Abbiamo parlato del gradimento, no, del presidente Massimiliano Federiga, certificato da un'indagine dell'SVG per l'ANSA proprio ieri, quindi al primo posto in Italia, e d'accordo anche il nostro telespettatore Maurizio. Insomma. Allora, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora siamo sempre in compagnia del capogruppo del Partito Democratico di Muggia, Francesco Bussani. Allora c'è già una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Sul discorso dei trasporti, in Europa ci sono delle città che addirittura sono gratuiti. E addirittura c'è uno Stato, il Lussemburgo, in cui proprio sono completamente gratuiti, e hanno fatto anche i conti. Questo è successo dal 2020. Hanno speso 41 milioni e ne hanno ricavato, non spesi per appunto problemi medici eccetera, 600, quindi hanno avuto un saldo attivo esagerato. Bisognerebbe prendere in considerazione questi aspetti, perché veramente è una cosa che sarebbe veramente utile e anche penso molto produttiva. Grazie e buongiorno. Grazie a lei Gino, buona giornata. Allora, trasporti gratuiti è un esperimento che si è fatto anche in altre città, in altre zone. No? E quel che dicevamo prima, non si può misurare il trasporto pubblico semplicemente su un discorso costi-ricavi, anche perché i costi non sono solo quelli del carburante, ma come diceva il signor Gino, magari si può vedere in un'ottica ben più ampia. Cioè, io ripeto, un servizio pubblico che funziona, puntuale e ben diramato sul territorio, può far sì che molte più persone scelgano di non utilizzare il mezzo proprio, con quindi una diminuzione dell'inquinamento, una diminuzione del traffico, di conseguenza un servizio pubblico più veloce, perché se ci sono meno macchine che girano il servizio è più veloce. Poi io mi rendo conto che ci sono anche necessità personali, tutte le famiglie sono sempre di corsa, la mattina prepara i figli, porta i figli, accompagna magari l'anziano a fare una visita, non sempre il servizio pubblico è sufficiente a coprire queste necessità. Però io credo che una maggior quantità di cittadini lo utilizzerebbero, almeno per quel che riguarda il discorso Muggia-Trieste, se le tempistiche fossero brevi, e ho la prova di ciò proprio nel discorso del Delfino Verde. La mattina la corsa delle 7:15 è molto utilizzata perché è veloce, perché nessun altro servizio ti consente di andare da Muggia in Piazza Unità in 25 minuti.
funziona. Allora, questo un po' si riallaccia anche al discorso che fa Manuel nella sua mail, dice: in merito all'ennesimo investimento di 2 pedoni ieri mi pare evidente che in centro girino troppe automobili e che gli automobilisti corrano troppo, bisogna limitare il più possibile la possibilità di utilizzare mezzi privati in centro in favore del trasporto pubblico. Saluti e buon lavoro, dice Manuel. Sembra capitare proprio così a fagiolo, no? Questo commento. In realtà un pensiero su questi discorsi andrebbe fatto, ma in maniera molto laica, senza preconcetti, però vedendo costi e benefici di qualunque scelta. Come diceva prima il signor Gino, sì, e mi riallaccio a quel ragionamento, per dire che non sempre serve spremersi il cervello per trovare soluzioni nuove, innovative. Tante volte basta avere l'umiltà di dire dove hanno già provato a cambiare le cose, quali sono i risultati che sono stati ottenuti, ha funzionato questo tipo di scelta, con che costi, con che benefici. Basta copiare chi magari ha affrontato quel tipo di problemi prima di te, cioè non è una cosa impossibile, per cui veramente basterebbe fare, anche commissionati studi e progetti su qualunque cosa, far fare uno studio serio, un progetto serio, magari anche in collaborazione con l'Università di Trieste, perché no, che vada ad analizzare città. Viviamo nel 2026, le informazioni sono disponibili per tutti se ci si mette, figuriamoci per uno che fa questo di lavoro, come hanno risolto il problema del traffico o come lo stanno gestendo, come stanno cercando di migliorarlo, città con caratteristiche morfologiche, di popolazione simili a quelle di Trieste. Come si diceva, non saremo i primi ad aver affrontato questo tipo di problemi, vediamo le soluzioni che sono state trovate altrove, a che prezzo, con che beneficio e con che soddisfazione alla fine dell'utenza, perché questa alla fine dovrebbe essere la base, cioè il servizio pubblico è a servizio di chi lo utilizza e quindi dovrebbe essere comodo, veloce, inquinare il meno possibile e togliere le macchine dalla strada. State discutendo molto anche a Muggia di viabilità, soprattutto in merito alla questione del raddoppio della galleria. Anche oggi è nuovamente sul giornale, anche ieri c'era il suo intervento, ma oggi c'è invece quello di Gruppo Alternative che annuncia, insomma, avremo la relazione del Politecnico, hanno chiesto l'accesso agli atti proprio sul raddoppio della galleria, dopo le parole del sindaco che aveva annunciato proprio l'inizio possibile, no? Nel 2027, quindi il prossimo anno. Sì, allora, in realtà a me sembra veramente un voler premere il piede sull'acceleratore anche in maniera non troppo motivata, cioè c'è quest'ansia da prestazione che probabilmente non è necessaria, anche perché vediamo mezza Muggia in questo momento è scoperchiata da cantieri importanti che creano già grossi disagi alla viabilità, però d'accordo, questa è un'opera che andava fatta, non si poteva posticiparla, per cui i cittadini di fronte a questo fatto accettano anche tutti i disagi che ne conseguono. Magari un po' più di velocità nella realizzazione credo sarebbe stata apprezzata, però diciamo che i lavori sì, esattamente, i lavori stanno continuando. Raddoppiare la galleria sarà un cantiere di 2 anni previsti, con un impatto sulla viabilità ben peggiore di quello attuale. 20 milioni di euro di costo per un risultato che carte prodotte dal comune alla mano, cioè quindi non teorie di Francesco Bussani, ma report che loro hanno preparato, studi che loro hanno fatto fare per arrivare a questa idea, che dicono che il risparmio in termini di tempo tra galleria attuale e galleria modificata e quindi raddoppiata saranno di 6 secondi nel periodo invernale, 14 secondi nel periodo estivo, 20 milioni di euro. Questo perché?
ma per il semplice fatto che tutti concordano che il ritardo è legato alla presenza del semaforo. Polidori dice ma io ora leverò il semaforo e tutto andrà più liscio, sta dicendo una falsità e sta dicendo una bugia, non so se consapevolmente o meno. E perché dico questo? Perché non dice il nostro sindaco che verranno messi altri 3 attraversamenti pedonali semaforizzati su via Roma. Di conseguenza chi prima aspettava sul lungomare in fila, adesso si farà la fila dentro alla galleria stessa. Questo sarà il risultato ottenuto. E non solo la farà andando da Lazzaretto verso Muggia, ma la farà anche nel percorso contrario, perché adesso chi arriva a Muggia e va verso Lazzaretto passa per il Mandracchio e tutto sommato con qualche rallentamento nei momenti di punta, però va liscio. Dopo si troverà a dover affrontare 3 attraversamenti pedonali, perché, ripeto, Muggia, ahimè, è divisa in 2 da via Roma, da una parte ci sono le case, dall'altra, oltre ad esserci le case, ci sono la banca, il supermercato, la posta, tutte le scuole, gli asili, quindi c'è un continuo flusso di persone che attraversano quella strada. Mettere gli attraversamenti pedonali semaforizzati significherà bloccare nuovamente il traffico. Ecco perché, a nostro avviso, adesso non ho letto l'articolo di oggi, ma queste sono criticità con cui abbiamo discusso tante volte anche con gli esponenti del gruppo Alternative alla Galleria. E poi, ultima cosa, secondo me non di poco conto, il fatto che questo intervento andrà a scavare su un terreno di flish, perché di questo è il materiale che è stato trovato nelle perizie fatte. Su quella collina ci sono tantissime case, ci sono edifici storici, c'è la torre, c'è la basilica di San Francesco che è poco distante. Ecco, il sindaco e la sua maggioranza, perché poi sono tutti compatti su questo tema, dicono sì, ma verranno stipulate delle polizze assicurative a tutela dei cittadini. Vero? Vero, perché queste se l'hanno detto le faranno, però quel che va ricordato è, uno, che un cittadino che subisse un danno dovrà poter dimostrare che quel danno è stato causato dai lavori nella galleria. Quindi qual è l'unico modo perché questo gli venga riconosciuto da un'assicurazione? Pagarsi privatamente una perizia che certifichi lo stato dell'edificio prima dell'inizio dei lavori, in modo che se ci fosse qualche danno, finiti i lavori, lui possa dimostrare che il danno è stato fatto. Però questi sono tutti costi che sono squisitamente a carico del cittadino. Quindi se si fosse voluto venire incontro alle necessità dei cittadini, sarebbe detto il comune, non so se sia legalmente possibile, però ipotizziamo che lo sia, andrebbe verificato, si impegna non solo a mettere delle polizze assicurative successive, ma anche a contribuire o a pagare in toto le perizie necessarie per tutte le case presenti sul percorso, in modo da garantire ai cittadini che qualunque danno venga fatto verrà poi recuperato. Risarcito in qualche modo. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, Bucarella, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io volevo proporre questa riflessione inerente al discorso del traffico, no? Allora, c'è una sorta di critica perché al giorno d'oggi c'è tanta gente che corre con la macchina, questo è un dato del fatto è anche vero, no? Però ho notato che la maggior parte delle critiche provengono, diciamo, da pensionati, che fondamentalmente, avendo finito il loro ciclo produttivo, diciamo, se la godono con una certa tranquillità, a parte la salute, diciamo, la loro vita. Di conseguenza non si ricordano più che il lavorare al giorno d'oggi, come è congegnato il sistema lavoro, purtroppo ti obbliga a correre perché, diciamo, il posto di lavoro è lontano, anche mai servito, perché sì, è vero che noi abbiamo sulle tratte principali, diciamo, un buonissimo servizio di bus, però non è così capillare di natura tale da, diciamo, impedire che uno deve prendere la macchina, eccetera, eccetera. E questo è un fatto, no? Di conseguenza saremo un po' anche da ripensare l'orario del lavoro. Voglio ricordare che, ad esempio, quando c'era la Jugoslavia, e mi sembra anche la Slovenia, la Jugoslavia aveva ripensato l'orario di lavoro in maniera che proprio il cittadino
potesse, diciamo, in qualche maniera sopperire alle mancanze che il primo lavoro dava, cioè nel senso che venivano pagati poco, si trovava un secondo lavoro come agricoltori di queste cose qua e potevano, diciamo, compensare il poco lavoro, no? Ora si tratterebbe, diciamo, questo pensiero di ripensare gli orari di lavoro in maniera da evitare la gente che deve correre. Purtroppo non è così. Secondo, voglio portare l'esempio francese su, e questa è una cosa che la conosco abbastanza bene. Allora, i francesi, avendo un problema simile a quello di Trieste, loro hanno puntato sulle metropolitane leggere, anche se apparentemente costano di più, però le metropolitane leggere, che sono, diciamo, sono più rapide dei bus, perché non hanno semafori, non hanno niente, sono più rapidi, alla lunga, diciamo, hanno dato dei risultati. Voglio ricordare che, ad esempio, Brescia ha la sua metropolitana leggera di 25, mi sembra 15 km, qualcosa del genere, e qui a Trieste abbiamo, diciamo, una struttura di natura tale che potremmo addirittura collegare perfino Capodistria, perché voglio ricordare che Capodistria nel periodo estivo ha l'autobus gratis dal confine fino in centro città, gratis parlo, no? E invece noi bisogna andare fino alla 7 pagando e scendere, attraversare la strada, passare il confine e montare su andare lì, no? I binari ci sono già, eccetera, eccetera. Poi, per quanto riguarda come si dice, il traffico viene a luglio, entrerà la nuova normativa in cui obbligherà tutte quante le nuove automobili immatricolate, non prima immatricolate, ad avere la dashcam intelligente. La dashcam intelligente non è nient'altro che una telecamera collegata con un sistema di intelligenza artificiale che ti guarda se tu guardi la strada, se tu, diciamo, tieni le mani alle 10-20, e nel futuro è previsto che queste qua ti sanzioneranno se tu guardi, ad esempio, una minigonna, la butto ad esempio fermata sei fermo al semaforo rosso, guardi la minigonna, ti sanzioneranno, in automatico ti prenderanno i punti della TV. Questo tradotto, non lo dico io, lo dicono gli stati che hanno fatto le analisi, ci sarà una falcida di revoca della patente che praticamente, diciamo, le macchine andranno a scomparire. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, tanti spunti. Scenario, insomma, sì, è vero, tanti spunti da questa telefonata. No? Io non posso che trovarmi d'accordo. Un paese che in qualche modo vuole spingere in direzione del trasporto pubblico deve renderlo poco costoso, efficiente e costa, con ogni probabilità dei costi da affrontare ci sono soprattutto all'inizio, però se ne traggono anche poi dei benefici importanti. E il discorso della metropolitana leggera, assolutamente sì. Abbiamo dei binari che collegano Muggia a Trieste, perché non pensare di proporre una metropolitana leggera? C'erano già dei piani e degli studi a riguardo, ma a quel punto, in un'ottica europea, perché non pensare, come diceva il signore, di collegare anche Capodistria? E io mi riallaccio a quel che dicevo prima, perché non pensare di prolungare anche fino a Capodistria il servizio del Delfino Verde, in modo da creare una mobilità? Ed ecco che con quest'ottica si potrebbe magari accedere a qualche progetto europeo in modo da condividere costi e benefici insieme al governo sloveno. Cioè, si può immaginare un sacco di cose. A Muggia l'ufficio progetti europei è stato praticamente chiuso. Perché? Perché il nostro sindaco pubblicamente ha detto: io i soldi li prendo dalla regione, avete visto quella galleria, mi hanno dato milioni di euro, non c'è bisogno di far domanda di fondi europei. Ecco, questo mi sembra di una miopia che veramente urla vendetta al cielo. Possiamo pensare di guardare un po' oltre il proprio naso e cercare veramente collaborazioni con comuni che possono avere i nostri stessi interessi, perché, ripeto, Capodistria è dietro al colle per quel che riguarda Muggia, e fare dei ragionamenti con Capodistria, Ancaran e Trieste per creare un'unica linea di collegamento sia via mare sia via terra mi sembra solo buonsenso. Ecco, cerchiamo di aprire un po' gli orizzonti e di guardare un po' al di là
del nostro naso. Comunque sottoscrivo quel che diceva il signore. Leggo qualche mail. In Spagna, scrive Sonia, Palma de Mallorca il trasporto pubblico è gratuito per i residenti, il turista paga 2 euro a biglietto. Vadim, è così, no? Perché no? Potrebbe essere anche questo uno spunto, certo, no? Certo. Buongiorno, invece scrive Vadim, mi chiedo se non si potrebbe mettere una struttura anche temporanea alla fermata del Delfino Verde sulle rive per offrire un po' di riparo durante i mesi estivi. L'ha chiesto. Io anche l'ho fatto questo no? sia a Muggia che a Trieste, poi avevo segnalato la cosa ai consiglieri comunali del Partito Democratico di Trieste per dire guardate io lo sto facendo a Muggia, potete farlo anche voi a Trieste. Naturalmente la proposta è stata bocciata e ignorata. Di nuovo non si capisce perché questo tipo di proposte, questo tipo di discorsi non hanno colore politico, o no? E allora perché bocciare qualunque cosa arrivi dall'altra parte? Quel che non si riesce a capire è che anche l'opposizione, piaccia o non piaccia a chi governa, in qualche modo è un punto di riferimento per la comunità. Quindi 3/4 delle cose che io porto avanti, dalla raccolta firme alle mozioni, alle interrogazioni, sono perché arrivano da segnalazioni che i cittadini mi fanno, quel che si diceva prima, non mi ricordo chi telefonava, il famoso ascolto. Non è che io sono il genio, ripeto, con la sfera di cristallo e che quindi scelgo e tiro fuori gli argomenti. No, la maggior parte degli argomenti che poi porto avanti politicamente arrivano da segnalazioni di miei concittadini. Quindi il fatto di bocciare qualunque roba io o i miei colleghi, i consiglieri comunali, portiamo avanti proprio per difendere il fortino, perché qualunque critica è poco gradita, ecco, non credo sia funzionale alla vita della comunità. C'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Ecco, da come ho capito del suo ospite, io non sono di Muggia, sono di Trieste, che riguardo allargare la galleria, no? Sì. Ecco, io sono d'accordo con lui, è un rischio enorme perché ci sono abitazioni sopra, c'è il castello, c'è tanta roba. Cos'è quando fanno i lavori che, non so, allargano, mandano via tutta la gente che abita sopra? È molto rischioso. Si può fare, tutto si può fare, no? Però il rischio è enorme, non si può mettere, come ha detto lui, un'assicurazione. La gente quando fate i lavori dovete mandarla via, no? Perché se c'è un cedimento dopo, chi ne risponde? L'assicurazione, sì, però è a rischio la vita della gente, no? Ecco, quei soldi là verrebbero investiti, no? Per dare più agevolazioni al paese, alla costa, oppure fare un ponte verso il mare che collega il litorale muggesano, non so, andare a allargare in quelle condizioni di rischio la galleria, sì, si può fare. Tutto si può fare, ma è molto rischioso anche per la gente che ci abita sopra. Capito. Perché poi succedono i danni, no, poi chi ne risponde? Infatti, no, ecco, quindi poi logicamente è tutto da chiarire ben bene, non si può risolvere con un'assicurazione, ecco. Va bene, grazie del suo intervento. Ringrazio anche anch'io. un altro telespettatore. Si tratta anche in questo caso di paure legittime dei residenti, a cui evidentemente le rassicurazioni date non sono state sufficienti. Il sindaco dice io voglio chiudere il centro storico al traffico. La scelta sulla carta sembra buona, di riproporre quel che è stato fatto in Croazia, in Slovenia, in tanti comuni. Sulla carta sembra tutto bene, ma la conformazione di Muggia non è la stessa dei comuni citati. Io, ripeto, sfido chiunque un martedì pomeriggio alle 6 di febbraio ad andare in Mandracchio e a dire che senso avrebbe avuto, se si deciderà di proseguire su questa strada, chiudere il traffico. Non c'è nessuno, né autobus, né camion, sì, né macchine, ma neanche persone.
Ecco allora che sistemare la galleria è una necessità, punto. Su questo non si discute, quindi andrebbe ristrutturata. Però una cosa è ristrutturarla e magari reimmaginare il trasporto pubblico e il trasporto in generale su Muggia. Proprio ieri discutevo di questo col sindaco, l'ho incontrato in piazza per caso, e si diceva sì, ma dove passeranno i mezzi pesanti? E io ho risposto, i mezzi pesanti non ci devono passare, perché a San Gimignano non ci passano i camion e i tir, perché le strade, le strutture non lo consentono. Che vengano creati dei centri logistici in zona industriale, abbiamo chilometri di terreni pianeggianti dove arrivano i tir e da lì parte un trasporto più leggero che va a servire Muggia. Ne serviranno 3 camion invece che il tir? Bene, avremo creato 2 posti di lavoro in più. Non può essere che il territorio si pieghi alle necessità economiche, deve essere il contrario. Arrivano prima le persone e poi i turisti, poi i trasporti, eccetera, eccetera, eccetera. Se una cittadina non è in grado di assorbire quel tipo di traffico, quel tipo di traffico in quella cittadina non ci deve stare, punto. Si adeguerà chi vuole trasportare le merci, i mezzi in quelle situazioni. Sonia ci scrive, buondì, tutte valide le idee del vostro ospite, la Trieste Trasporti però ha carenza di autisti. Chi dovrebbe guidare tutti questi bus? Dice appunto la Assolutamente, ma allora chiediamoci perché questo avviene. Ho visto proprio l'altra settimana c'era una campagna di reclutamento da parte di Trieste Trasporti perché mancano gli autisti. Perché mancano gli autisti? Ci siamo chiesti che turni stanno facendo gli autisti attuali, quali sono le paghe degli autisti. Qualcuno è andato a vedere le rivendicazioni sindacali che stanno facendo i sindacati di Trieste Trasporto, ma in generale nel trasporto pubblico. Ci si chiede perché vengono fatti gli scioperi che riguardano treni e trasporto in generale. Ci sono delle spiegazioni a volerle cercare. Se si andasse a creare dei turni umani, un congruo numero di dipendenti dell'azienda, per cui soprattutto magari nei periodi di ferie non si costringe i propri lavoratori a fare magari straordinari, a bruciarsi le pause, cosa peraltro che è fuori legge, perché se un autista fa un incidente, Dio non voglia, insomma, speriamo che non accada mai, ma se dovesse accadere e si va a dimostrare che lui non ha fatto le pause previste dalla legge, quell'autista diventa penalmente perseguibile. Poi sta a lui dover dimostrare che non ha potuto fare le pause perché l'orario impostogli dall'azienda non lo consentiva. Allora in quel caso ne va a rispondere l'azienda. Però serve aumentare il numero degli autisti. Questa è una segnalazione che era arrivata anche a me personalmente quando ho sollevato il tema della Venti fino a Barcola, però se Trieste Trasporti fa una campagna di reclutamento, sta dicendo cosa? Non ho abbastanza autisti, non è un'opinione, per cui insomma, è un fatto, servono più autisti, però questi autisti dovrebbero avere tutte le garanzie del caso, doveri assolutamente, ma anche diritti. Quindi paghe congrue e orari decenti che consentano a tutti poi di farsi di godere anche della propria vita privata senza dover far straordinari per restare in orari che sono ottimi sulla carta ma che poi calati nella realtà del traffico triestino non combaciano, insomma. Quasi sempre. Direi di no. Grazie a Francesco Bussani e torni a trovarci qui a Sveglia Trieste. Quando volete. Grazie. Buona giornata a tutti. E buon lavoro, buona giornata. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco sarà con noi il consigliere comunale di Idea Giuliana, Mirko Martini. Bentornati
Bentornati in diretta 9:07 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Mirko Martini, consigliere comunale Idea Giuliana. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Grazie. Ben arrivato. Allora, c'è prima una notizia di cronaca che dobbiamo dare che riguarda l'Isontino. C'è stata una raffica di sanzioni a Gorizia da parte del nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri che ha fatto controlli nella provincia di Gorizia nel settore del commercio, ristorazione e edilizia. Ci sono state scoperte 11 attività non conformi, 5 attività sono state sospese e 10 lavoratori sono stati trovati in nero, no? Per così dire. Le sanzioni elevate sono per oltre 250.000 euro, quindi un'operazione a tutto campo, ad ampio raggio, insomma, nell'Isontino da parte dei Carabinieri, ai quali facciamo sempre i complimenti, no? Per questo tipo di controlli. Ognuno fa il suo lavoro e le nostre forze dell'ordine cercano di farlo sempre al meglio. Qui quando poi non si rispettano le regole e le leggi bisogna andare a sanzionare purtroppo. Io preferirei un sistema dove ti danno il tempo di adeguarti e quindi poi se no ti sanzioniamo, cioè un sistema che porti il cittadino ad avere più fiducia rispetto allo Stato e perdere un po' quella patina giustizialista che abbiamo su tutto, sui casi di cronaca nazionali, sui piccoli casi, anche la differenziazione fra l'indagine e l'imputazione, che è fondamentale, è una cosa abissale. Vero, molte indagini finiscono non nulla, no? Però poi l'opinione giustizialista è più rigida su questo. Io credo in un sistema invece più basato sulle libertà, sulla fiducia, sullo Stato che è un amico e non un controllore, perché se lo Stato... un popolo abbastanza maturo per questo, secondo lei? Allora, cioè non è che dobbiamo essere abbastanza maturi per poterlo fare, è giusto provare a farlo perché siamo un popolo che ha basato la sua costruzione, la Repubblica, che compie quest'anno gli anni, fa conto tondo, ha basato il suo nucleo centrale, la Costituzione, sulla libertà. La nostra Costituzione è basata sulla libertà, sul lavoro, sulla giustizia, sono pilastri fondamentali. Quando poi noi andiamo a vedere quali sono i vari pilastri del nostro tempo. Quindi per anni abbiamo avuto questo sistema che ci ha chiuso nelle regole, nelle cose, che è giusto che ci siano, sia ben chiaro, però allo stesso tempo dobbiamo perdere quel additare ancora prima perché poi oggi date la notizia 250.000 euro di sanzioni, sanzioni posti chiusi, magari poi si va a vedere i ricorsi, le cose e si va a vedere e poi magari non siamo a quella cifra lì o quella persona che è stata definita un lavoratore in nero non era un reale lavoratore ma era lì per altro e si riesce a dimostrarlo con prove chiare, tecniche, con un procedimento e si riesce poi a uscirne da queste cose, però magari sei già stato additato come quello che l'aveva fatta e questo non è sbagliato nel sistema, no? Fare il processo mediatico ancora prima del processo reale e questo è per chi crede come me nella libertà, crede nella democrazia, crede veramente poi anche nello Stato, perché questo significa credere nello Stato e io ci credo nello Stato, ci credo nella magistratura, nelle forze dell'ordine, anche nel sistema politico, ovviamente ne faccio parte, quindi ci credo in quei sistemi ed è giusto che questi sistemi abbiano tutti fiducia uno nell'altro, invece se no dopo la fiducia cala, la gente è scontenta, in realtà ho visto un bel video che parlava di dove vorresti nascere, no? C'era questa persona che chiedeva dove vorresti nascere nel mondo e avevi la probabilità dello 0,2 tipo di nascere in Italia, che è un paese bellissimo.
E questa probabilità veniva poi chiesto alle persone: ma siete contenti di stare in Italia? E qualcuno diceva di sì, molti dicevano no, per il concetto che abbiamo. Per questo concetto di invece, sfiducia, insomma, che nasce. Abbiamo lo 0,2% di possibilità di nascere qui. Per questo poi chiedeva: ma tu vorresti nascere in Africa? No. No, chiaro. In Argentina, in Brasile? No, no. E quindi in Asia, in Vietnam, in Indonesia? No, no. E poi si recuperava, insomma. Si recuperava e si diceva: beh, ma allora sono assai fortunato di essere nato in questo paese. Quindi ci vuole un po' tutti, un po' più di fiducia uno nell'altro e un po' meno perdere questo vizio di additare ancora prima di avere un giudizio definitivo, insomma, perché poi le cose cambiano, no? Vediamo. E a proposito di processi mediatici a priori, di cold case, oggi si parla ancora, no, di vecchi casi che o non hanno soluzione o non l'hanno ancora, hanno nuovi sviluppi, e per sorriderci sopra ci manda la vignetta Marco Inglaro sul caso di Garlasco. Sto Sempio parlando da solo in macchina, il GA confessa il delitto, proprio Sempio. Gioca sul fatto, insomma, che questo cognome voglia dire nel nostro dialetto qualcosa di diverso, no? Anche questo caso qui. Grazie Marco Inglaro. È emblematico perché se oggi facessimo un sondaggio, no? Sempio è colpevole, e il sondaggio uscirebbe probabilmente tutti verso il sì, quando non c'è neanche stato. Non credo neanche sia stato imputato, è solo indagato. Esatto. E la differenza fra imputato e indagato è importante, cioè non è banale, magari poi l'indagine si concluderà in non nulla, in un'archiviazione, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere noi, lo sanno quelli che fanno quel mestiere lì, che devono fare bene il loro mestiere, che devono farlo in maniera precisa, e poi la condanna. Cioè la condanna, scusatemi oggi se vi faccio lo spiegone di queste cose, però deve essere oltre ogni ragionevole dubbio, oltre ogni ragionevole dubbio. E non possiamo condannare qualcuno perché così non ci piace o ha la faccia brutta, cioè deve essere oltre ogni ragionevole dubbio. Ma anche il capo di imputazione, oggi la Corte Costituzionale si è espressa qualche anno fa, cioè uno può essere imputato solo se ragionevolmente e in base agli indizi che ci sono, perché non sono prove, la prova si forma in giudizio, gli indizi che ci sono, poi possa essere effettivamente condannato. Questi sono pilastri fondamentali, no? Ma non sono costruiti per quelli che sono infatti qui c'è i un altro colpevoli, caso, sì. Vediamo. Non sono costruiti, il sistema. Un altro caso appunto è quello del caso Una Bomber, che è stato archiviato definitivamente, anche l'inchiesta bis, dopo tanti anni, in cui il povero ingegnere Elvo Zornita, che è stato scagionato anche dalle prove del DNA eccetera, è stato indicato e sbattuto sui giornali, no? Esatto, come il mostro, il famoso mostro in prima pagina. Il problema è anche come viene messa giù poi la notizia molte volte, no? Però non è una colpa, cioè ognuno fa il suo mestiere, c'è chi deve informare, poi ci sono gli avvocati che poi fanno il loro mestiere in tribunali, ci sono i magistrati che fanno il loro. Il punto è l'opinione, no? Che si forma ancora prima, cioè ci sono varie fazioni e quasi subito noi abbiamo un carattere più giustizialista, magari arriva, non lo so, dalla nostra cultura, il diritto è nato qui, è nato dal diritto romano, è vero, le prime leggi scritte sono nate altrove, ma il diritto inteso come può intendere un giurista è nato in questo posto, è nato a Roma, nell'impero romano, no? Ancora oggi molti degli istituti che utilizziamo, anzi gran parte degli istituti derivano da là. È vero. Quindi forse anche questo ci ha portato nel tempo a questo tipo di concetto, che però io penso che la fiducia che dobbiamo avere deve essere un po' più ampia, perché molte volte si dice sempre fatta la legge trovato l'inganno, no? È vero. Che poi le interpretazioni, le cose.
ognuno sta cercando di fare del proprio meglio. Invece, se tutti cercassimo di remare verso un'unica direzione, sia come persone, per la nostra felicità, per la nostra realizzazione, i nostri lavori, i nostri sogni che ognuno giustamente ha, però allo stesso tempo lavorassimo a favore di un sistema Stato che deve andare avanti e che favorisce tutti, perché ogni tributo che noi paghiamo poi ci ritorna sotto qualche servizio. Ma la sanità non funziona, ma la raccolta non è... Proprio di tributi si sta parlando adesso in commissione, sì, no? Commissione esatto, comunale, in commissione adesso... tributi Tari, ILIA e cartelle esattoriali. Stiamo aggiornando e stiamo facendo in realtà, due sono un aggiornamento e uno è un regolamento ex novo. Uno è il regolamento riguardo l'ILIA, che dobbiamo adattarlo a quello che sono le leggi regionali che sono state promulgate, che sono delle correzioni, non c'è né un aumento né una diminuzione, semplicemente su alcuni sgravi ci sono state fatte delle correzioni perché creavano un contenzioso, e anche il litigare continuamente poi pesa sulle casse dello Stato, no? Intasa i tribunali, intasa tutto, quindi quando le leggi sono fatte bene, sono sistemate, sono ben vagliate, si può andare ad avere regolamenti chiari e avere ovviamente poi anche il cittadino che è contento, sa quello quanto deve pagare, lo paga ed è tranquillo. Invece non sapere è un grosso problema. Poi c'è quello della Tari, che ovviamente noi sulla Tari non abbiamo nessun potere, passa per il Consiglio, ma cioè il Consiglio veramente non può far praticamente nulla, perché la legge è molto chiara. Quanto si spende deve essere coperto, punto. E abbiamo un minimo di diciamo, percentuale, ma veramente lo 0, su cui se metterla sul commercio, metterla di più sui privati, metterla di qua, metterla di là, di media si cerca di sgravare ovviamente le famiglie. E poi c'è una terza questione, che questa sì invece è una scelta, che è quella di applicare la legge di bilancio nazionale, quindi creare un regolamento ad hoc per fare in modo che le controversie sui tributi vengano per quelli che sono crediti definiti ormai perduti, ormai inesigibili, si possa arrivare a una definizione migliore, e anche i cittadini possano non essere sempre gravati magari di una spada di Damocle sopra la testa. Tendere la mano, insomma. Esatto, quello aiutare. Stato che aiuta tutti prima, no? e che cioè, dobbiamo cercare di volerci bene. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo, ancora in compagnia del consigliere Mirko Martini. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Mirko Martini, ancora con le vostre segnalazioni, le vostre telefonate. C'è una mail che ci scrive Andrea, dice: buongiorno, mi chiamo Andrea, vado spesso in autobus, ho notato che questi mezzi sono per il 50% scassati o poco funzionanti. Queste vetture fanno un fracasso infernale, soprattutto quando l'asfalto è brutto, poi i finestrini bloccati con le chiavi dei meccanici, riscaldamento e clima che funzionano troppo poco e anche niente, tettuccio apribile arrugginito, insomma sembra un panorama, allora, sì, un parco macchine vetusto, quello che descrive il signor Andrea. Prenda, perché noi stiamo cambiando man mano il parco macchine per i trasporti, anzi abbiamo puntato anche sui trasporti innovativi elettrici, e per esempio c'è l'autobus che va all'università, la 17, che è un autobus elettrico innovativo, e la bellezza che mi hanno spiegato di quella linea è che salendo la batteria man mano si scarica, e dopo nella discesa la batteria si ricarica, e quindi è veramente un impatto molto, molto green. Poi per quello dopo ci sono le varie perdite di carica ovviamente, e quindi nel tempo, dopo un pochi di giri, devi ricaricare l'autobus, però formalmente
una parte dell'energia viene recuperata anche in questo modo. Certo. Quindi piano piano stiamo cambiando tutto il park autobus. Non ricordo la cifra esatta che stiamo investendo tra regione, PNRR, comune, però era una cifra veramente corposa di investimento su questo, e ovviamente però le plastiche, anch'io molte volte sento quando vado, sono uno di quelli che lo utilizza l'autobus, le plastiche che fanno rumore. Fracasso, alle volte ci sono le persone che vogliono, c'è chi va dentro e vuole freddo freddo, c'è chi sale e vuole più caldo, ma su questo c'è un investimento molto molto serio, sia da parte dell'amministrazione comunale, sia da parte della regione attraverso il TPL, Trieste Trasporti, quindi c'è un'attenzione a questo ed è molto chiara, perché noi puntiamo su molte cose, no? Noi puntiamo sul fatto di avere un sistema veramente ramificato, veramente capillare. Allo stesso tempo vogliamo creare quelli che sono i parcheggi di cintura per poi far entrare meno auto verso il centro, il trasporto marittimo che la Regione finanzia, quindi c'è una visione dei trasporti ben chiara che va a rendere la città più fruibile, più accessibile e migliore per tutti. Proprio oggi c'è questo approfondimento sul giornale, l'abbiamo appena visto, bus in 3 anni più 30% di utenti, quindi anche il gradimento è in crescita, no? Evidentemente. In realtà il comune cioè nel senso, quando si dice incassa sul trasporto pubblico non incassiamo niente, nessuno incassa niente. Sul trasporto il 70% del trasporto pubblico è coperto dai tributi che tutti paghiamo e quindi rimane solo il 30% che viene pagato poi con lo sbigliettamento. Esatto, con lo sbigliettamento. No? Però è un servizio importante, magari in futuro arriveremo a coprire anche quel 30% e avere invece del 30% in più di utenti il 60, l'80% in più di utenti che utilizza. È un obiettivo concreto, no? Che vogliamo, ne parliamo spesso anche all'interno di Idea Giuliana, se riusciamo a trovare quel... io sono sempre per lasciare una percentuale a carico dell'utente piccola, magari piccolissima, ma che ti responsabilizzi, no? Che ti renda responsabile, magari con abbonamenti agevolati. Ricordo la battaglia che feci per avere l'abbonamento agevolato per gli studenti quando io stesso ero studente ed ero rappresentante perché poi le cose che fai, le battaglie che porti avanti anche in comune, all'Ardis prima, cioè ognuno deve arrivare da un percorso. Secondo me chi poi arriva ad alti livelli a fare politica senza aver fatto un percorso, abbiamo visto il macello dei 5 Stelle che c'è stato in maniera diretta in questo paese, e i danni che hanno prodotto che li paghiamo ancora oggi. Uno deve fare un percorso anche all'interno della politica, deve conoscere le piccole realtà, deve conoscere i grandi comuni, deve conoscere quelle che poi saranno le province, le regioni, lo Stato, l'Europa, cioè deve conoscere questi sistemi per poi poter andare lì e fare la differenza. Anche il potere regolamentare del comune. Molte volte ci sono colleghi che non sanno neanche qual è il potere statutario, regolamentare, da cosa derivi in comune, ma è importante avere questo tipo di nozioni. E poi io dico sempre, in politica secondo me ci sono due figure politiche principali, no? Quello che rincorre il consenso, che lo chiamo il politico da cantiere, che è quello che ogni cantiere che c'è posta una foto, ogni buca che c'è posta la foto della buca, ambo i lati, e poi ci sono i politici, quelli della programmazione, quelli che magari non ti postano la foto della buca, quelli che come me ti fanno gli spiegoni, che di media la gente odia, ma che poi quando bisogna fare scelte importanti hanno una visione, anche quando
poi i cittadini sanno cosa votano, no? Sanno qual è la visione del mondo di quella persona, che è giusto ovviamente correre anche dietro le buche, ma quello lo può fare il sistema indipendentemente dal politico. La scelta politica deve essere... deve dare un'indicazione. Esatto, deve essere facciamo direzione. Più asfalti davanti alle scuole o davanti agli ospedali, chiaro. Bene, e quella è la scelta. Dopodiché ogni singola buca non... Dopo sì, le segnalazioni, le cose, anch'io sto vicino ai cittadini che mi segnalano il cartello, per esempio c'è un cartello che prima o poi vado io con la flessibile a tirarlo giù, ma è già la seconda volta che lo segnalo. E va giù quel cartello perché è orribile, non si legge, è completamente arrugginito. Dove si trova? In Giardino Basili, è all'entrata proprio. Giardino Basili. Lì c'è questo cartello che secondo me gli uffici, io gliel'ho segnato, ci stanno lavorando di sicuro, avrà qualche segreto quel cartello, ecco, di cui non sono a conoscenza. Ma prima o poi un flessibile passa sul cartello perché è orribile, è arrugginito, non si legge, non serve a niente. Va sostituito. Ma o sostituiamo, quantomeno togliamolo quel cartello, che è una cosa semplice, e sempre lo spiegone di prima per dire che non è, e dopo parlo del cartello. Succede anche questo. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, pronto? C'è qualcuno in linea? Sentiamo il fischio d'ordinanza, adesso dovrebbe passare questo effetto fastidioso. Pronto? Niente, è caduta la linea, ma mi dicono che devo anche andare in pubblicità. Invitiamo il nostro telespettatore a richiamarci perché evidentemente c'è stato qualche problema nel collegamento. A fra pochissimo. In diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione siamo sempre in compagnia del consigliere comunale di Idea Giuliana Mirko Martini, Idea Giuliana che sul territorio farà anche dei punti d'ascolto, no? Dei banchetti d'ascolto, esatto, come sta facendo insomma per questo dialogo continuo con la popolazione. Idea Giuliana è nata proprio per questo, è nata dal basso, dall'ascolto, non abbiamo leader, abbiamo direttivi. C'è molta condivisione e appunto dopo aver parlato di lavoro, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato durante il referendum di giustizia, ci siamo stati con le nostre assemblee programmatiche dove ci confrontiamo costantemente con le persone, facciamo un'attività costante proprio, attività che secondo me supera anche quella dei partiti, perché vogliamo esserci e vogliamo che la gente ci senta. Adesso abbiamo avviato questo tipo, i giovani in realtà, sia ben chiaro questo, sono i giovani che hanno voluto fare questi banchetti proprio basati un po' di più sulla mobilità sostenibile, su quello che pensano anche poi le persone, e andiamo direttamente, saremo sabato pomeriggio in Largo Bonifacio, se non sbaglio, perché poi io seguo 500 milioni di cose, mi dimentico, mi sgridano. No, hai detto... Sì, non ti ricordi, non ti ricordi mai niente, mannaggia a te, te l'ho detto ieri sera. Del viale, no? Però si cerca sempre di fare del proprio meglio, e saremo in Largo Bonifacio presenti con il nostro banchetto, con i nostri giovani, perché è successo anche un siparietto bellissimo durante l'assemblea, no? Di Idea Giuliana. Questo ve lo racconto perché è una cosa carina. Ha parlato ovviamente il nostro Carlo Grilli, Roberto Cason, poi dovevo intervenire io, però rischiava di essere un po' un sermone, no? La questione, e noi odiamo i sermoni, vogliamo ascoltare le persone, allora io ho passato il microfono al nostro responsabile dei giovani, Riccardo, che dice candidamente: noi crediamo nel rinnovo e nei giovani, e poi ci sono i vecchi, riferendosi, facendo così con la mano verso
Noi che stavamo, poi io non ne ho nemmeno le colpa, tra l'altro, penso che si riferisse di più a Carlo, a Roberto che avevo a fianco a me. Però, era insomma, stato un simpatico molto carino. Tra i vecchi. Però, sì. All'età di... 33. Pensavo neanche 30 anni, vabbè, comunque. No, grazie, grazie, devo dire la verità, questo fa sempre piacere. E no, noi veramente crediamo nell'ascolto, non è una cosa banale questa, perché poter partire da quello che chiedono, le piccole cose che chiedono le persone e poi creare quella programmazione di cui parlavo prima, no? Perché noi dobbiamo programmare, presto avremo anche il PEBA in consiglio comunale, che è una programmazione, non è una cosa che tu fai subito, immediato, no? Subito, però grazie a quello puoi programmare, puoi creare un rapporto col territorio ed è fondamentale, cioè creare un rapporto, oppure anche quello che abbiamo fatto, io ne parlo sempre qui a Tele4 e ne ho parlato anche in altre TV e veniamo visti come... In tutta Italia veniamo visti come un esempio molto, molto, molto virtuoso, il taglio del debito del comune. Una cosa che spiegarvela, ci vogliono un sacco di parole a spiegarlo, non è una cosa che la gente vede concretamente, che le persone vedono, però è una cosa fondamentale aver tagliato il debito del comune di Trieste. Il debito adesso è praticamente zero, ipersostenibile, veramente bassissimo, però aver fatto quella scelta politica che avevamo promesso poi anche in campagna, anch'io avevo promesso in campagna elettorale, proprio per le generazioni future, per quelli che sono i vostri figli, i vostri nipoti che oggi stanno crescendo, sarà una scelta politica fondamentale, di programmazione, quello che deve fare veramente l'amministratore e avere anche poi i servizi sostenibili, poter avere veramente tutto e non arrivare ad un concetto in cui lo Stato ti deve dar tutto, punto, e in realtà poi non ti dà niente perché non può darti niente, no? Quando lo Stato poi va a darti tutto non può darti alla niente. Fine non dà invece così, grazie a quella scelta che ha creato dei sacrifici obiettivi, perché abbiamo dovuto metterci risorse, però abbiamo sbloccato un sacco di risorse in parte corrente, che sono quelle che pesano di più poi sui servizi. Abbiamo sbloccato risorse lì, proprio grazie a questo, perché non paghiamo interessi, abbiamo risparmiato un sacco di soldi l'anno e in futuro si potranno fare investimenti seri sul territorio, che già stiamo facendo, perché noi gli investimenti li abbiamo fatti grazie a un sistema che si chiama Project Financing, molti investimenti, che fa partecipare da questa i giunta, privati, no? Cioè i privati ci mettono, dopo avranno i loro giusti introiti, ma i privati ci mettono l'investimento aiutati dallo Stato, che prende la sua parte, lo Stato ha il suo utile, il suo interesse pubblico, che è il centro del Project Financing, quello c'è, però dopodiché lo Stato non può mettere dappertutto, altrimenti il debito non solo del comune, il debito della regione o il debito cioè indebitiamo fuori tutto, no, non possiamo, no? È vero, se calcolate che la Meloni non può fare grandi manovre di investimento per uno 0,1 per danni che hanno fatto gli altri, perché hanno fatto altre parti politiche, hanno fatto quei danni, e oggi, dopo i sacrifici che abbiamo fatto, dopo aver puntato solo sul taglio del cuneo fiscale, dopo aver puntato anche grazie a noi moderati, perché io continuo a essere consigliere nazionale dell'ANCI di noi moderati, che io sono l'unico, tra l'altro penso che ci siano altri consiglieri nazionali dell'ANCI a Trieste, ma non li vedo mai. Io invece sono uno di quelli che partecipa alle commissioni, ho partecipato e parteciperò alla commissione riguardante i porti, sono stato il primo a sollevare il problema in commissione, non sul giornale, dove dovevo sollevarlo quel problema rispetto ai porti. Ho partecipato alla commissione energie e ho potuto parlare del sistema che abbiamo noi, perché ne parlavano, gli altri comuni dicevano ma dobbiamo utilizzare di più le immondizie per creare termovalorizzatori, per creare energia elettrica, e io ho spiegato che a Trieste già lo stiamo facendo, grazie a investimenti passati però di gente lungimirante che ha visto lungo e ha pensato di utilizzare in modo produttivo anche
il rifiuto, e questo deve essere il nostro compito. Allora, Davide ci scrive: i politici da cantiere mi piace come definizione, purtroppo sono quelli che riescono a raccogliere molte preferenze e non cambieranno linea d'azione, dice Davide. Davide però ha capito quello che io stavo intendendo, ma servono entrambe, sia ben chiaro, no? Questa cosa non voglio che servono entrambe le figure. Cioè non è che, perché se hai solo quelli che fanno programmazione non hai quelli della concretezza, servono entrambe, serve un'omogeneità, anch'io faccio tutte e due, però cerco di fare un po' di più, cioè di studiare le carte, di studiarmi i regolamenti, di arrivare preparato, di poter venire qui a farvi lo spiegone, perché ho tanti amici che mi dicono, che mi vedono e mi dicono ma tu fai lo spiegone, poi mi annoi, cambio canale. Allora, sentiamo la telefonata invece. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? È pronto, buongiorno, quasi Gianni che parla. Gianni, buongiorno. Io volevo dare un buongiorno a lei, dottoressa, a lei, Gianni, e al signor. E siccome il signor parla di programmazioni, che sono messo tristi e che ascolto sempre Sveglia Trieste, purtroppo adesso l'ascolto solo. E allora mi domando a lei, visto che la parlare di programmazione, nella vostra idea è quella di fare la piazza grande e finalmente dare l'acqua alla fontana o no? Perché 2 anni fa, pensavo che il signor di piazza, il nostro bravo sindaco, mi aveva detto che fa sta piazza e con la piazza le metterà a posto il sistema dell'acqua. Però adesso si comincia ad andare alla fine della legislatura e non si sa niente. Capito? Mi parlo solo di questo, non parlo come si dice, di politica, quella politica pura, quella che Puggi, quella che rodi, quella che fa del male. Vi parlo solo di Trieste. Allora mi domando a lei, nel vostro programma esiste anche questo? La piazza grande. Grazie Gianni per averci Scusa che ve l'ho rotto le scatole. Assolutamente, anzi grazie della telefonata. Allora, grazie mille. A che punto siamo col progetto di rifacimento della piazza Unità o piazza grande? Ciro Idea Giuliana vuole portare avanti quel progetto, ma soprattutto non è solo venire qui a dirlo e a dire che vogliamo portare avanti quel progetto, ma rispetto a quello che stiamo, perché poi parlano gli atti, quello che noi facciamo. Rispetto alle fontane, noi abbiamo fatto un ordine del giorno al bilancio che andava nella direzione delle fontane, perché noi crediamo che le fontane siano un valore aggiunto per Trieste e che funzionassero un tempo. E quindi bisogna riportarle a quello splendore. Anche la fontana, il mio collega Roberto Cason si è molte volte prodigato per la fontana del Giovannin in piazza Ponte Rosso, che lui vorrebbe rivedere funzionante e c'è stato dietro 1000 volte e c'è nel piano delle opere, e l'abbiamo fatta inserire con concretezza, ma ancora più concretezza serve in queste fontane che abbiamo in giro per la città, in maniera tale che siano funzionanti, siano fruibili, si possano vedere e la gente possa anche goderne, senza però produrre sprechi di acqua. Questo è molto importante quando vanno rinnovate, perché un tempo non c'era questo tema quando sono state create rispetto allo spreco di acqua. Oggi quel tema c'è, è concreto e noi vogliamo che le fontane funzionino e non sprechino acqua. Vogliamo Piazza Unità. Il mio sogno è togliere le auto dalle rive e avere veramente un front water super utilizzabile. Grazie al progetto di Portovecchio avremo un front water più utilizzabile, più fruibile per tutti. Trieste veramente può tutto
noi non siamo il partito dei no. Il partito dei no sta da un'altra parte politica, che dice no a tutto, no a questo, no a quello, no a Porto Vecchio. No. Riceviamo solo no e proposte di fare tavoli. No e tavoli e no. E faremo sti tavoli, che vedevo di tavoli non e no. molta fiducia nei tavoli, insomma. No, perché molte volte i tavoli poi non si prendono decisioni. Io voglio essere, come l'ho detto anche prima, voglio essere uno di quei politici, quegli amministratori locali, una di quelle persone che prende poi una decisione e si assume anche la responsabilità politica di quella decisione. Io sono uno di quelli che decide, poi molte volte litigo anche all'interno della maggioranza perché voglio portare avanti un'idea, una questione, una visione, perché chi mi ha votato perché coscienza diceva, beh, ma quel ragazzo che oggi non è più un ragazzetto, perché sono 5 anni dopo, alla fine sono passati per tutti questi 5 anni, anch'io mi sento, cioè, prima ero veramente il giovinastro, nel senso proprio quello... La mascotte quasi. Sì, molte volte anche il sindaco mi diceva sì, ma stai tranquillo, stai buono. Invece adesso, dopo tutti questi, cioè se avessi avuto questa esperienza probabilmente 5 anni fa, sarei riuscito a fare molto di più e spero in futuro di poter fare ancora qualcosa, perché avanti, io sono cioè, tutti mi dicono, ma tu sei proprio orgoglioso di quello che fai. E certo, perché so che lo faccio, sono contento di quello che faccio, posso raccontarlo alla gente, non devo raccontare frottole, cioè posso raccontare concretamente cosa faccio, cosa mi impegno, magari sbaglio. Per esempio sono riuscito a portare qui il 23 di maggio ANCI Giovani Friuli Venezia Giulia. Non so se saremo tanti, se saremo pochi. Cari sindaci del Friuli Venezia Giulia che ci state ascoltando, se avete amministratori giovani, il 23 di maggio ANCI, il direttivo ANCI Giovani ha organizzato qui a Trieste. Una cosa bellissima proprio per parlare di politiche giovanili. Dovete iscrivervi, c'è un forum dove iscrivere i vostri amministratori giovani, mandateli qui perché possiamo veramente creare poi quella rete necessaria per costruire politiche attive dei giovani in futuro. Ma non è che parlo solo di giovani per dimenticare poi tutti, cioè io ricordo sempre tutti, ma questa è una cosa concreta che stiamo facendo, lo faremo al progetto PAG, poi ci sposteremo all'Urban Center. Ringrazio tantissimo gli uffici del Comune di Trieste che mi hanno, cioè senza i quali non avrei potuto fare questa iniziativa qui, e non so se posso nominare, perché vorrei nominare proprio la persona che se ne è occupata perché è stata grandiosa, la dottoressa Barresi, che veramente è stata... si può ringraziare. Sì, la ringrazio pubblicamente, no? Perché senza di lei non avrei fatto nulla. Niente, zero, perché non sapevo neanche che pesci pigliare. Però adesso serve la collaborazione di tutti i sindaci, specie dell'Isontino, specie di altri sindaci dell'ex provincia. Diffondiamo questa cosa, vi è arrivata la mail più volte, probabilmente l'avete anche ignorata perché molte mail ANCI poi vengono, si disperdono, però è una cosa veramente, veramente utile. Ovviamente invito tutti i consiglieri sotto i 35 anni, tutti gli amministratori pubblici e anche i consiglieri circoscrizionali. Scusatemi se non mi ricordo tutti, se magari qualcuno mi ha dato un messaggino, qualcuno no, ma veramente è una cosa per tutti e si parlerà di politiche giovanili. Inizieremo dal progetto PAG, che è una cosa concreta che il Comune di Trieste fa, per andare poi a sviscerare altre proposte. Sono più di 40 le proposte di cui parleremo, quindi è una cosa veramente interessante. Invito a partecipare, davvero. Allora, una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sempre Silvia. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io guardo il suo giovane ospite e mi viene in mente solo una cosa. I politici, tutti, non solo i giovani, ma i giovani di più, ma non solo, devono soprattutto ascoltare. Più che parlare, devono ascoltare, perché i problemi della gente che ha vissuto
60, 70 anni, ma anche 50, che sono comunque una cifra importante, 50 anni, hanno tante cose da raccontare e in base a quello che vi raccontano voi aprite bene le orecchie e poi capite quello che è più urgente fare. Io leggo da tutte le parti, ascolto persone che vorrebbero la sanità convenzionata, pubblica, e si trovano le liste chiuse. Io sto facendo una lotta a telefono da tutte le parti per riuscire ad avere un'assistenza decente. Io non parlo urgente, perché l'urgenza non esiste più, perché bisogna andare al pronto soccorso, perché i medici di base non vengono in casa, quindi uno deve andare ad affollare i pronto soccorsi. Ora, voi politici, anche un'altra cosa le dico, e questa è una realtà, se ne accorgerà. Non esiste una società a comparti chiusi, tutti siamo legati uno all'altro, è un filo che ci lega tutti, perché l'economia passa attraverso giovani, anziani, imprenditori, lavoratori, tutto. Quindi è inutile fare delle cose, dei progetti per una categoria, no, è tutta la società legata, legatissima, una cosa all'altra. Se va bene un comparto che va bene, poi si trascina dietro anche gli altri. Quindi io la invito davvero a non ascoltare me, ascoltare tutta la gente. Ecco, grazie e buongiorno. Grazie Silvia, buona giornata. E qui Silvia ci riporta a Largo Bonifacio all'ascolto attivo, esatto, che facciamo veramente, e ci trovate fisicamente lì ad ascoltare. Riguardo alla sanità io potrei mandare la palla in tribuna e dire semplicemente che è un problema regionale, io sono un consigliere comunale, ma siccome non sono fatto così, dico questo, noi il privato convenzionato c'è e veniamo massacrati sempre poi dalla sinistra perché vogliamo privatizzare tutto. D'altro lato io ho potuto confrontarmi sempre in TV, in una TV lombarda, con un consigliere regionale della Lombardia che chiedeva più sanità privata in Lombardia, cioè si lamentava proprio che la sanità privata non andasse ad aiutare il pubblico in Lombardia, e quindi gli ho detto ma mettiti almeno, fai una telefonata ai tuoi consiglieri regionali che ci sono in piazza Oberdan per matcharvi bene, per mettervi d'accordo. Io credo che il pubblico debba restare fortemente pubblico, la sanità debba restare in mano al pubblico, deve essere di tutti, punto. Perché io, per esempio, ho avuto una buona esperienza, dovevo fare un'ecografia totale all'addome, non urgente, devo dire la verità, a urgenza 0, e me l'hanno data oggi su domani. Quindi... Ieri era il 13, il 12, sono andato a farmi le analisi, me le hanno date a 8 giorni di distanza. Quindi una buona efficienza, insomma, no? Questa, dopo il medico di base, io conosco la mia dottoressa, non so quello che fanno gli altri, che è straordinaria, e che ringrazio, perché so che mi vede sempre, perché dice vedo il ciuffo a Tele 4, quindi so che mi vede, e lei va a fare visite domiciliari, si prende il tempo, ovviamente però devono essere necessarie, no? Cioè certo. Si assicura prima che sia realmente necessario che lei vada al domicilio, perché il carico di pazienti che ha è già molto grande, e quindi se tutti poi chiamassero così sarebbe un macello, non riuscirebbe più a dare a tutti il giusto peso. Quindi da questo punto di vista, ma poi anche il grande investimento che si sta facendo per innovare la sanità in maniera costante, perché diciamocelo, la nostra sanità ha un ottimo livello e può permettersi macchinari che costano un sacco e quindi non sono ammortizzabili nel tempo, perché alla fine quando tu lo devi cambiare è ancora nuovo il macchinario molte volte, e che il privato giustamente questo discorso non lo fa perché ha altri criteri di certo. pensiero che in sanità non ci dovrebbero essere, ma lasciamo perdere.
Comunque riusciamo ad avere grandi tomografie, queste cose molto innovative, centri di ricerca importanti che costano veramente tanto, e noi tutti investiamo perché a tutti può succedere, e quindi crediamo in una sanità pubblica, in una sanità che deve continuare a dare servizi e che soprattutto deve essere amministrata bene, perché il problema della sanità non è... Noi nel tempo ci abbiamo infilato dentro soldi a nastro, spinto dentro soldi. Penso che noi in regione siamo quelli che tra le regioni fracano dentro più soldi in assoluto nella sanità, che è giusto, sia ben chiaro, però non abbiamo mai cercato di amministrarla. Invece adesso stiamo più cercando di amministrarla, di organizzarla nella maniera corretta, in maniera tale che non ci siano sprechi, perché la stessa analisi mi deve costare uguale ovunque, ovunque la faccio, non può costare 10 euro da una parte e 2 dall'altra, deve costare sempre 2. Quindi una razionalizzazione dei sistemi, e allo stesso tempo però dare efficienza e risposte, perché se noi andiamo a ragionare in prevenzione abbattiamo i costi. Ma c'era un bellissimo studio che secondo me hanno abbandonato, che era uno studio pre-pandemia, che io avevo letto, che aveva correlato spesa sanitaria, salute e mobilità urbana, cioè all'aumentare delle zone pedonali diminuiva la spesa pubblica perché diminuivano determinate patologie, perché camminando... interessante ed era una cosa molto interessante da analizzare. Mi pare che lo studio fosse stato fatto a Barcellona, che avevano aumentato di tanto la zona pedonale. Andremo a cercarlo. Ed era veramente una cosa molto molto interessante, e questo poi è anche il compito del politico, studiare questo tipo di cose per poi dare soluzioni concrete, perché questo è quello che noi andiamo a fare. È il compito del politico. Dopo l'ennesimo spiego. Grazie a Mirko Martini, torni presto a trovarci, allora magari ci porterà anche questa esperienza forse di Barcellona, così ne parleremo ancora in un'altra puntata. Io ringrazio il consigliere, lo invito a tornare a trovarci presto e auguro a tutti voi una buona giornata.